Giulia, direi che alle 10:05 fai partire la diretta, che così iniziamo. Ok, intanto vi comunico che è partita la registrazione. Allora io direi di iniziare, se siete d'accordo. Tu Giulia dici quando possiamo partire? Appena è pronta ti dico. Sì, sì. Ci siamo. Allora, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questa sesta edizione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa e sostenuta dalla Regione del Veneto in base alla legge numero 48 del 2012 e realizzata dall'Associazione Viso Pubblico, di cui io Pierpaolo Romani sono coordinatore nazionale, insieme all'Associazione Libera, il coordinamento del Veneto. Porgo innanzitutto un caloroso saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento in diretta sulla pagina Facebook di Avviso Pubblico e che potranno, per quelli che non ce la fanno stamattina, rivedere nei prossimi giorni sempre sul sito di Avviso Pubblico, ma anche della Regione del Veneto e sul portale che sin da adesso vi invito a vedere, che è www.grmiveneto.it, che è il portale dove vengono raccolti e sono stati raccolti tutti i lavori che le scuole che hanno partecipato al progetto in questi ultimi 5 anni hanno realizzato. Ovviamente prima di inoltrarci nella nostra lunga e bella mattinata, io sento il dovere di porre alcuni ringraziamenti veloci e sentiti. Il primo va a tutti i rappresentanti del Consiglio regionale e della Giunta della Regione del Veneto, nonché ai loro staff con i quali abbiamo lavorato tanto in questi mesi per realizzare il progetto. Un secondo grande saluto e ringraziamento va alle 16 scuole di tutto il Veneto che quest'anno hanno partecipato a questa edizione del progetto e che ci ha visti presenti praticamente su tutte le province. Poi tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti, in particolare porgo un sentito saluto al prefetto di Venezia, il dottor Vittorio Zappalorto, benvenuto, alla viceprefetto della prefettura di Verona, la dottoressa Anna Grazia Giannuzzi, e alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo. Grazie molte della vostra presenza. Poi ci sono anche una serie di amministratori locali di tutto il Veneto, anche aderenti ad Avviso Pubblico, salutiamo anche loro.
E come ultimo ma due ultimi sentiti saluti vorrei farli agli esponenti, rappresentanti delle forze di polizia, delle polizie locali, che poi presenteremo a metà della mattinata, per il loro impegno a difendere la nostra sicurezza, la nostra democrazia, la nostra tranquillità, e alcuni di loro si sono distinti per particolari azioni meritorie, e quindi a loro verrà assegnato il premio Legalità e Sicurezza, che entra anche questo sempre nel progetto di giornata regionale della memoria e dell'impegno. Ma quest'anno c'è una presenza speciale, e non siamo lì fisicamente, ma immaginatevi che siamo lì, e oltre ai nostri saluti noi vi mandiamo un grande abbraccio. Sono alcuni familiari di vittime innocenti delle mafie che sono venuti nelle scuole di tutto il Veneto a portare la loro testimonianza, e alcuni di loro stamattina hanno voluto essere qui con noi. Sono sia del Veneto che di altre regioni. Io vorrei insieme a voi salutarli e abbracciarli. Sono innanzitutto Pinuccio e Lella Fazio, sono in collegamento da Bari. Sono il papà e la mamma di Michele Fazio, che aveva 16 anni, questo ragazzo, quando è stato ucciso nel 2001. Poi saluto caramente Michela Pavesi, che è la zia di Cristina Pavesi, che è una ragazza veneta della nostra regione, uccisa nel 1990, aveva 22 anni. Poi spero che sia riuscita a collegarsi dal suo ufficio di lavoro Cristina Marcadella di Padova, era la fidanzata di Matteo Toffanin, un ragazzo di 23 anni ucciso nel 1992 nella nostra regione. Saluto anche Sabrina Matrangola, che è in collegamento anche lei dalla Puglia. Sabrina è la figlia di Renata Fonte, che era assessore al comune di Nardò, e fu uccisa a 33 anni nel 1984. E poi da ultimo vorrei salutare Silvia Steiner, che è la nipote di Eddie Walter Cosina, un poliziotto che aveva 31 anni nel 1992 e faceva parte della scorta del giudice Paolo Borsellino. Ecco, un calorosissimo grazie pieno di affetto e di riconoscenza per essere venuti nelle scuole del Veneto a portare la vostra testimonianza. Dicevo velocemente che questo progetto quest'anno ha visto, nella sua sesta edizione, nell'anno scolastico 2020-2021, ha visto coinvolte 16 scuole, quasi 900 ragazzi, più di 30 insegnanti, che hanno fatto un percorso di formazione durato 5 mesi, nel corso del quale abbiamo fatto in ogni scuola 2 incontri. Nel primo con esperti, appartenenti delle forze di polizia, amministratori locali, giornalisti, storici, che ringrazio affettuosamente sia veneti che di altre regioni, abbiamo cercato di spiegare che cos'è il fenomeno mafioso, come è presente in Veneto, quali sono le sue dinamiche di azione. E un secondo incontro dove invece i ragazzi hanno incontrato i familiari delle vittime innocenti di mafia. 10 sono stati i familiari che sono intervenuti, e 2 imprenditori calabresi che sono diventati testimoni di giustizia. Ecco, la cosa bella è che stamattina, nei lavori bellissimi che tutti quanti vedremo fra pochi minuti, 15 scuole hanno fatto un lavoro sulla memoria, su come alcune vittime di mafia innocenti hanno vissuto. E quest'anno una scuola ha deciso di fare un lavoro su un testimone di giustizia. Lo hanno incontrato a scuola, sono rimasti colpiti, e quindi è molto bello che si studi e che si conosca la storia anche di chi resiste ed è persona per bene, perché i testimoni di giustizia sono persone per bene, spesso sono imprenditori che hanno visto o subito dei reati gravi e hanno denunciato, non hanno subito. Ecco, io volevo ringraziare tantissimo questi ragazzi, perché in questo periodo di pandemia difficile per tutti, pur lavorando da casa, abbiamo avuto più scuole partecipanti e tutte sono riuscite con i loro insegnanti, con i loro dirigenti scolastici a fare i lavori. Quindi un grande e ideale applauso, un grande e ideale abbraccio per quello che avete fatto. Permettetemi, prima di passare ai saluti istituzionali, di dirvi quali sono state queste scuole, di rinnovare il loro ringraziamento. Sono state l'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice, l'Istituto De Amicis di Rovigo, l'Istituto Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto, il Liceo Classico Linguistico Montale di San Donà di Piave, l'Istituto Piovene di Vicenza,
l'Istituto Lornia Pindemonte di Verona, l'Istituto Valle di Padova, l'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna, il Liceo Statale Galileo Galileo di Dolo, l'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa, l'Istituto Marie Curie di Bussolengo, provincia di Verona, l'Istituto Pietro d'Abano di Abano Terme, l'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, l'Istituto Aulo Ceccato di Tiene, la Scuola Navale Militare Morosini di Venezia e infine l'Istituto Marco Polo di Verona. Grazie davvero tantissimo per quello che avete fatto e per essere qui oggi. Come avete visto, oggi la nostra giornata avrà vari momenti. Avremo quindi un primo momento di saluti istituzionali e fra poco vi dirò chi ci porterà questi brevi e significativi saluti, ma anche per dirvi che c'è un'attenzione delle massime autorità regionali e locali al lavoro che voi ragazzi e voi insegnanti avete fatto. Poi, terminati i saluti istituzionali, ogni scuola avrà 5 minuti per presentare il proprio lavoro e farlo vedere. Finita la presentazione dei lavori delle scuole, presenteremo i rappresentanti delle forze di polizia, della polizia locale che sono stati premiati col premio Legalità e Sicurezza, faremo vedere le loro foto, leggeremo i loro nomi e li ringraziamo perché alcuni di loro sono anche collegati stamattina. Benvenuti e grazie della vostra presenza. E nell'ultima parte, introdotta da Francesca Zottis, che è la vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, ci sarà la presentazione, ragazzi, di una ricerca importantissima, che è una ricerca che ha per oggetto i beni e le aziende confiscate, cioè quei beni, quelle case, quei terreni, quei palazzi, quelle fabbriche che i mafiosi si sono comprati col denaro frutto di azioni delittuose. Ecco, questi beni sono stati tolti a loro e sono stati utilizzati per scopi importanti, per scopi che aiutano anche tutti noi ad essere più sicuri e a vivere sfruttando delle opportunità e vedendo riconosciuti dei nostri diritti. La raccomandazione che vi faccio per cortesia è di tenere i microfoni spenti per evitare il sovrapporsi delle voci. Io cercherò di moderare questa mattinata. Ringrazio Giulia Migneco, responsabile dell'ufficio stampa di Avviso Pubblico, Agnese Battaglio della segreteria, perché in questi mesi sono state molto in contatto con le scuole, così come della Regione del Veneto. Permettetemi di ringraziare la dottoressa Lazzarini, la dottoressa Cisilino, il dottor Pasquale, il dottor Stacchiola, la dottoressa Ruffato, la dottoressa Battistella, perché queste persone in termini operativi ci sono stati veramente molto vicino e concretamente vicino. Quindi passiamo adesso con i saluti istituzionali. Darei la parola a Roberto Ciambetti, innanzitutto, che è il presidente del Consiglio regionale del Veneto. A lei la parola, Presidente, grazie della sua presenza. Grazie a voi per la collaborazione che ormai fra Consiglio regionale, Regione Veneto e Avviso Pubblico da anni promuove questa giornata appunto istituita con legge regionale. Ragazzi, rileggete Falcone, cercate nelle sue interviste i libri scritti su di lui o con lui, leggete volumi come Uomini soli che parlano di Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Studiate e fortificate la vostra cultura se volete essere donne e uomini liberi, padroni del vostro destino e non servi di un potere tiranno e assassino. Diceva Falcone, la mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli, maestri, cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. Questo è il terreno di coltura di Cosa Nostra, con tutto quello che comporta di implicazioni dirette e indirette, consapevoli o no, volontarie o obbligate, che spesso godono del consenso della popolazione. L'unico vaccino possibile a questo male è la diffusione della cultura della legalità. È il sapere che la mafia verrà prima o poi sconfitta. Dobbiamo credere nel diritto, nella giustizia, che sono i pilastri saldi che reggono e difendono la libertà e la democrazia. Libertà e democrazia necessitano di un grande impegno, ma nella vita non ci sono scorciatoie e chi pensa di prendere la scorciatoia della violenza, della prevaricazione, del sopruso, si sbaglia. Il Veneto non è immune a penetrazioni mafiose. La mafia e organizzazioni come la Camorra o l'Ndrangheta, per non parlare delle mafie importate dall'estero, vanno dove c'è ricchezza, dove possono riciclare i proventi
del loro malaffare, mimetizzandosi all'interno di un sistema sociale che, se non immunizzato, può cadere nella rete di organizzazioni che dispongono di immense ricchezze, con le quali inquinano il libero mercato e, agendo senza il più elementare scrupolo morale, colpire i più deboli, soprattutto in un momento storico come l'attuale, con la grave crisi innescata con la pandemia Covid-19 e le tante attività economiche che hanno sofferto i provvedimenti di chiusura. Bisogna tenere alta la guardia. Le mafie non hanno problemi di liquidità, ma il loro denaro sporco può distruggere il nostro tessuto sociale, e ciò che oggi può sembrare un rimedio in verità è un veleno mortale. La giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie per la promozione della cittadinanza responsabile, voluta dal Consiglio regionale del Veneto sin dal 2012 con la legge 48, vuole essere un primo vaccino contro la cultura di morte, di violenza, di sopraffazione, ma è anche un momento di confronto e di riconoscenza verso coloro che quotidianamente mettono a rischio la loro vita nella guerra contro le mafie. Alle forze dell'ordine, ai magistrati inquirenti, ai giudici che si trovano in prima linea contro questo cancro, il nostro grazie per l'esempio quotidiano che danno a noi. Solo così si difende la libertà, essere liberi dalla schiavitù del male, dell'ingiustizia, del sopruso, su cui non è possibile costruire nulla, e tantomeno il futuro delle nuove generazioni, il vostro futuro. Quindi ragazzi, utilizzate bene questo tempo. Un ringraziamento ai professori che si sono adoperati quest'anno per appunto creare percorsi all'interno delle scuole per la promozione della legalità, e veramente grazie ancora per questa collaborazione che mi auguro continui anche nei prossimi anni. Grazie. Grazie a lei Presidente per aver ricordato con parole significative che il Veneto non è immune, ma che la scuola può fare tantissimo. Lo diceva anche Nino Caponnetto, la mafia teme più la scuola e la cultura a volte che le forze dell'ordine e la magistratura. E da 6 anni in Veneto stiamo cercando di percorrere questo cammino. Adesso ci porterà un saluto l'assessore al territorio, alla cultura e alla sicurezza, Cristiano Corazzari. Prego, Assessore, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto particolare a tutti gli studenti, gli insegnanti collegati, le autorità civili e militari, gli amministratori, i familiari delle vittime. Per noi è un momento importante, significativo questo, pertanto anch'io come Assessore alla sicurezza e come rappresentante della Giunta porto il mio saluto personale, il saluto del Presidente Luca Zaia, e naturalmente per noi questo è anche un momento di azione collegata a quelle che sono le previsioni, come ha raccontato prima il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, collegato ad una legge che è stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale e che quindi vede i propri obiettivi condivisi a 360 gradi, senza distinzioni di colori politici o di appartenenza. Siamo tutti uniti in questa battaglia. Siamo arrivati naturalmente alla 5ª edizione di un appuntamento che è sempre più attuale e imprescindibile, perché abbiamo soprattutto cercato di costruire questo rapporto con i giovani per trasmettere un messaggio corretto e soprattutto diffondere quegli anticorpi che sono fondamentali poi per il percorso di una vita che ci accompagnerà. Un dialogo importante, soprattutto è importante la risposta da parte del mondo dei giovani, della partecipazione, che può anche trasmettere quell'energia necessaria a tutti i rappresentanti delle istituzioni per contrastare questi fenomeni che sono veramente terribili. I temi della mafia, della sicurezza, dell'illegalità sono temi attuali sui quali nessuno di noi può chiudere gli occhi. È da tempo che come Regione Veneto siamo impegnati su questo fronte e purtroppo è necessario lavorare per contrastare quello che ormai conosciamo come il fenomeno della nuova mafia. Non è la mafia interpretata nel senso classico come la vediamo nei film del Padrino e quant'altro, cioè quella con la lupara, quella che cerca di allungare i suoi tentacoli rispetto al prototipo, all'archetipo del mafioso tipico. Questa è una mafia nuova, è una mafia molto più subdola, più strisciante, che si infiltra nel mondo finanziario, nel mondo dell'economia, nel mondo delle istituzioni, e che quindi per noi rappresenta oltremodo una minaccia ancora maggiore. Per questo occorre tenere la guardia alta ed estirpare ogni focolaio di illegalità
E per questo dobbiamo ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini delle forze dell'ordine che quotidianamente si impegnano e sono al nostro fianco. E allora dobbiamo continuare a rivolgerci in modo anche costante, avendo il coraggio anche di segnalare tutte quelle situazioni che magari possiamo incontrare nel corso della nostra attività, della nostra vita. Purtroppo è risaputo che spesso l'illegalità viene percepita come una scorciatoia pratica e perfino efficace per ottenere dei vantaggi di tipo economico in modo diretto, e quindi apparentemente non ci sono ricadute sociali negative, e invece si innesca un meccanismo che genera un danno irreparabile per la nostra società. È quindi chiaro a tutti noi che la cultura e la pratica della legalità, laddove sono carenti, generano una situazione di grave danno per le nostre comunità. Si creano forme di economie alterate, improduttive, si determinano nuovi processi di sottosviluppo e fasce sempre più ampie di emarginazione sociale, sulle quali poi la stessa criminalità fa leva per trovare dell'humus rispetto al quale autoalimentarsi. È per questo che, per superare queste distorsioni, che oltre a rafforzare un'azione sinergica tra sistema pubblico e privato, con interventi delle magistrature e delle forze dell'ordine, è fondamentale che ci sia la promozione di progetti, di modelli di imprenditorialità eticamente sostenibili, di progetti di formazione e di crescita culturale come questo al quale avete partecipato con i vostri progetti. In questo modo possiamo porre le basi per una lotta efficace all'illegalità e dei fenomeni distorsivi dell'economia. Attraverso la giornata della memoria, il ricordo delle vittime delle mafie, non si vuole quindi solo commemorare delle persone che hanno dato la vita per i valori della giustizia, dell'uguaglianza e della libertà, bensì offrire una testimonianza sull'impegno a portare avanti questi valori a prescindere da ogni distinzione di tipo culturale o generazionale. Proprio in questa prospettiva, quindi, intendiamo procedere e continuare a lavorare, tenendo conto che a livello regionale è stata avviata una profonda riflessione sui temi della legalità e della sicurezza attraverso la definizione di proposte normative ed operative avanzate, ma soprattutto con la riscoperta di un'etica sociale e politica di base al fine di rendere i cittadini, e soprattutto mi rivolgo ai ragazzi e ai giovani, reali protagonisti di uno sviluppo culturalmente e territorialmente fondato su questi valori. Per noi quindi è un impegno di fondo, è un impegno che vuole permeare tutti i settori in cui poi noi possiamo avere un ruolo e un'azione e un'attività. Ripeto, oggi le mafie vanno guardate con occhi diversi, non bisogna rimanere legati ai vecchi stereotipi, bisogna guardare come anche storture comportamentali o infiltrazioni di modelli sbagliati che appaiono marginali possono poi determinare a catena un danno gravissimo nella nostra comunità, nel mondo della nostra socialità, nella mentalità dei cittadini, nella percezione che hanno i cittadini delle istituzioni e anche ed in particolar modo nel mondo dell'economia. Ecco, quindi per noi questo è un appuntamento veramente importante e devo ringraziare ancora e per l'ultima volta tutti voi ragazzi, tutti voi studenti che siete la parte sana e importante su cui noi vogliamo veramente basare il nostro futuro in questa direzione. Grazie ancora. Grazie Assessore del suo intervento. Dovrebbe portarci un saluto anche il prefetto di Venezia, che però adesso non vedo. Allora io darei velocemente la parola a Edi Maria Neri, che è vicepresidente nazionale. Ah no, c'è il prefetto. Ecco, c'è il prefetto. Mi scusi, non l'avevo vista. Buongiorno prefetto. Non mi vedete? Non riuscite a vedere? No, adesso la vediamo, che non la vedevamo più, almeno io nello schermo. Mi scusi. Allora, grazie per essere... Roberto Signori. Eccoci, grazie per essere qui con noi stamattina. A lei un breve saluto a tutti questi ragazzi e i loro insegnanti. Sì, un breve saluto intanto agli organizzatori di questa bella giornata, a Roberto Ciambetti, a Cristiano Corazzari, alla dottoressa Neri, a Roberto Tommasi, referente di Libera. Un caro saluto a te Pierpaolo, che sei sempre presente quando ci sono queste occasioni. Naturalmente un saluto affettuoso a tutti i ragazzi che sono in collegamento stamattina. È una giornata importante per loro perché io non finirò mai di ripeterlo.
il miglior investimento che noi possiamo fare nel contrasto alle mafie, nel contrasto alla criminalità organizzata è quello che facciamo sui nostri giovani, sulle scuole. Ringrazio anche quindi da questo punto di vista i professori, gli insegnanti, tutto il corpo docente, la dottoressa Palumbo, la dottoressa Nappa, che sono sempre presenti quando si tratta di promuovere la legalità e il rispetto delle regole. Ecco, il rispetto delle regole è, direi, e poi con questa considerazione io vi lascio, vi saluto, il rispetto delle regole è il denominatore minimo, ecco, che noi dobbiamo tenere presente, che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, perché è da lì che si parte, è dal rispetto delle regole che comincia l'educazione alla legalità. Rispetto delle regole e direi anche fatica, perché diciamo la misura del sacrificio, il sapersi sacrificare, il non accettare scorciatoie per arrivare al risultato è il mezzo che è necessario per promuovere diciamo la legalità anche nelle nostre famiglie, anche all'interno delle scuole, all'interno della nostra società. Ecco, il saper accettare il sacrificio senza cercare scorciatoie, senza cercare mezzi o mezzucci per arrivare al risultato che vogliamo. Spesso e volentieri i mafiosi si comportano proprio così, sono persone che non accettano i tempi per avviare un'azienda, non accettano il sacrificio che comporta l'alzarsi presto alla mattina, tutelare i propri lavoratori, stare attenti alle risorse, ai soldi. Sono tipi che non rispettano, che non hanno queste regole in testa, vogliono tutto e subito, cercano subito il risultato, non importa con che mezzi. Ecco, quindi imparare fin da ragazzi, fin da giovani, che il risultato si ottiene soltanto con il sacrificio, soltanto mettendo a disposizione quelle che sono le nostre risorse, quelle che ci ha dato Dio, ma anche quelle che ci hanno messo a disposizione i nostri genitori, soprattutto la scuola. Accettare questa prima regola per cui è fatica, costa fatica il risultato, significa già mettersi sulla strada giusta, diciamo, per poter avere successo anche nella società, per poter distinguersi in futuro e soprattutto per poter diventare dei cittadini che sanno stare assieme agli altri, che sanno vivere assieme agli altri, che sanno rispettare gli altri. Questa è un po' la prima regola, accettare il sacrificio, accettare la fatica, perché senza di queste non si va da nessuna parte. Senza di queste si può anche ottenere il risultato, ma è un risultato che dura poco, è un risultato destinato a perdersi poi. Ecco, con questa raccomandazione, con questa riflessione che volevo sottoporvi, io di nuovo ringrazio gli organizzatori, ringrazio la scuola e auguro a tutti voi di diventare dei bravi cittadini rispettosi delle regole, rispettosi della legalità. Ringrazio ancora una volta Avviso Pubblico e Libera, che se non ci fossero loro, diciamo, diventerebbe tutto più difficile anche per noi. Diventerebbe più difficile far passare certi messaggi, arrivare a comunicare certe cose e quindi approfitto anch'io, ecco, di questa giornata, di questa occasione che mi viene data per richiamare sempre l'attenzione sulle attività, sul sacrificio che queste organizzazioni
fanno sul territorio per il bene comune, per il bene di tutti quanti. Grazie ancora a Pierpaolo, saluto tutti quanti i partecipanti, saluto il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, il Vicepresidente, la Dottoressa Francesca Zottis, Cristiano Corazzari, l'assessore, Edi Marianeri e Roberto Tommasi. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Grazie a lei, Prefetto, per queste parole molto dirette e sentite, soprattutto ai giovani, e grazie anche per le parole che ha espresso sulle nostre associazioni. Grazie davvero e spero che abbia modo di seguire anche un pezzo dei lavori dei ragazzi, perché ne vale veramente la pena. Bene, due ultimi veloci saluti li facciamo fare a Edi Marianeri, che è vicepresidente nazionale di Avviso Pubblico, a cui poi seguirà l'intervento di Marco Lombardo di Libera. Roberto Tommasi ha avuto una difficoltà a partecipare, ma c'è un valido sostituto che è Marco Lombardo, di cui poi, dopo aver sentito Edi Marianeri, sentiremo anche il saluto e quindi cominceremo la nostra giornata di presentazione dei vostri lavori. E dico subito che il primo lavoro sarà quello dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice, a cui poi seguirà quello dell'Istituto De Amicis di Rovigo. Prego, Edi Marianeri. Grazie Pierpaolo, buongiorno, benvenuti a tutte e tutti. Questa mattina abbiamo il piacere e l'onore di recare i saluti di Avviso Pubblico, in particolare del Presidente Roberto Montà e di tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza. Sono già stati fatti, ma non posso esimermi da ringraziare e da salutare ancora una volta i rappresentanti della Regione del Veneto, oggi presenti, il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, l'assessore regionale Cristiano Corazzari, la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Zottis, nonché i loro validi collaboratori amministrativi e tecnici che sono stati ricordati anche poco fa. Un saluto anche a componenti tutti del Consiglio e della Giunta regionale del Veneto, alle autorità civili e militari presenti, al referente di Libera del Veneto, Roberto Tommasi, assente, ma le facciamo ugualmente i nostri saluti, al professor Antonio Parbonetti dell'Università di Padova, che tra poco avremo il piacere e l'interesse di ascoltare, ai docenti delle scuole che hanno partecipato all'edizione 2020-2021 del progetto, al coordinatore regionale territoriale di Avviso Pubblico Sabrina Doni, sindaco di Rubano, agli amministratori locali veneti, in particolare a quelli degli enti aderenti ad Avviso Pubblico. Mi piace ricordare che in Veneto sono ad oggi 93 i soci aderenti alla nostra organizzazione. Alle persone ed amici tutti che ci stanno seguendo in diretta. Ma senza offesa di nessuno, il mio più grande e più affettuoso saluto va agli studenti, alle studentesse che sono tutti collegati insieme a noi per questa mattina speciale, che solo, diciamo, per Galatea Anagrafico saluto, diciamo, dopo tutti gli altri. Perché una breve riflessione: se stamani siamo qua riuniti da ogni provincia del Veneto, è grazie a voi, ai nostri giovani, è per ascoltare voi che avete qualcosa da dirci e da mostrarci. Siete voi i protagonisti di questo evento, siete voi gli artefici del progetto che tra poco ci narrerete. Le istituzioni regionali e scolastiche vi hanno dotato di mezzi, di strumenti, indirizzi, sostegno, ma i contenuti del progetto sono frutto della vostra intelligenza, della vostra volontà, del vostro tempo ed anche del vostro cuore, ne sono certa. Il merito quindi primo e più grande è dunque vostro, giovani uomini e giovani donne. Nel contempo mi sia, diciamo, consentita una richiesta da parte vostra, un moto di riconoscenza, di gratitudine verso gli adulti che hanno prestato gli strumenti necessari e soprattutto vi hanno offerto e vi offrono e vi offriranno la chance di diventare cittadini di domani, ben formati, strutturati, in punto in particolare di conoscenza dei diritti e dei doveri di ogni persona, in punto di rispetto della persona prima ancora che della regola. Sarete, ne sono certa, cittadini migliori molto verosimilmente di noi adulti di oggi. Ci contiamo tutti, ne sono certa. Due brevi considerazioni. Primavera 2021 è stato ricordato, tempo difficile, più che difficile. E quindi è più che mai importante, meritevole ed apprezzabile che la Regione del Veneto, ente socio di Avviso Pubblico dal lontano settembre 2013, abbia deciso ancora 6 anni fa e poi perpetrato ogni anno in attuazione della legge regionale 48 del 2012 di dare vita a questo progetto che tra poco ascolteremo e che ha per oggetto la memoria e l'impegno delle vittime
innocenti delle mafie. Progetto che in quest'anno scolastico, ricordiamo i numeri perché sono importanti, ha coinvolto 16 scuole, più di 800 studenti e più di 30 docenti di tutte le nostre province. Avviso pubblico, tutti ormai la conoscete, mi preme soltanto dire due caratteristiche di questo nostro organismo. È un'associazione che opera a livello nazionale, che mette in rete enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. E il fine appunto di questa pregevole associazione è proprio che tra l'altro tra meno di un mese compirà i suoi primi 25 anni di vita e che oggi a livello nazionale vanta circa 480 soci, ecco il fine, la volontà è proprio quella di creare una rete di legalità organizzata che si contrapponga a quella rete di criminalità organizzata che le associazioni di stampo mafioso da decenni e più sono stati così capaci di creare così bene dal sud al nord e dall'Italia in tutto il mondo. Bene, a nome di Avviso Pubblico mi sta a cuore un vivo esprimere e quindi oltre al saluto un vivo ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze, nonché ai loro dirigenti scolastici e docenti per il grande lavoro che proprio hanno svolto in condizioni anomale e certamente non facili causa la pandemia. Ve ne siamo veramente molto grati, io voglio dire doppiamente grati, dati i tempi incerti, pesanti bui che peraltro hanno pesato proprio in modo particolare sulla vostra crescita, sulla vostra fragilità, sui vostri sogni, sui vostri desideri. Mi piace altresì salutare e ringraziare sentitamente della loro presenza a questo evento alcuni familiari di vittime innocenti delle mafie, sia veneti che di altre ragioni, come ricordati poco fa dal nostro coordinatore, che in questi mesi sono intervenuti nelle scuole, portando la loro testimonianza e lasciando un segno indelebile nei cuori e nelle coscienze di tutti noi ed in particolare dei nostri giovani cittadini e cittadine. Ricordare per non dimenticare mai, fare tesoro della memoria per non correre nemmeno il rischio, nella malaugurata ipotesi in futuro, di incappare un giorno nell'arco delle vostre vite nelle maglie della criminalità organizzata. La giornata odierna è particolarmente significativa perché saranno illustrati i lavori delle scuole, ricorderemo i nomi e soprattutto la storia di vita di alcune donne e uomini che di fronte alle mafie non sono rimasti indifferenti, ma si sono impegnati per sconfiggere la violenza, la sopraffazione, l'arroganza, cercando al contempo di affermare la giustizia sociale, pari diritti e pari doveri per tutti, l'uguaglianza declinata nella sua forma, nel suo aspetto formale e nel suo aspetto sostanziale, proprio come prescrive l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale. Non possiamo tacere, ahimè, che nei mesi scorsi anche la nostra regione è stata teatro di alcune inchieste svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, che hanno portato all'arresto di decine di persone, alcune delle quali venete, e al sequestro di beni per diversi milioni di euro. Alcuni importanti processi, terminati anche poche settimane fa, hanno certificato che in Veneto alcuni gruppi di 'ndrangheta e di camorra hanno messo radici negli ultimi 30 anni. Radicamento, non possiamo oggi più parlare di mera infiltrazione. Il Veneto e il Nord-Est, terre ricche e produttive, non sono purtroppo più isole felici, come peraltro ha affermato anche la Commissione parlamentare antimafia già nel lontano 1994, ma devono fare i conti col fenomeno mafioso, ahimè. Sia chiaro, ragazze e ragazzi, mi piace una precisazione, insomma, alle vostre menti. Il Veneto non è terra di mafia, ma è certamente una terra che interessa le mafie, e come si interessa alle mafie italiane e straniere, per farvi affari, riciclare denaro, trafficare droga, perpetrare illeciti sempre che mettono sempre più a repentaglio la nostra democrazia, la nostra economia, la nostra salute. Tutta questa quindi contaminazione dell'illegale nel tessuto legale buono nostro, autoctono, accade oggi più che mai, più di sempre, proprio perché, come è stato anche ricordato, viviamo una situazione in cui le mafie approfittano della crisi economica finanziaria generata dal Covid-19, crisi che sta mettendo in grave difficoltà tante piccole e medie imprese, quindi migliaia di imprenditori e lavoratori onesti con le loro famiglie. E le persone, lavoratori, persone onesti nel nostro Veneto e posso dire la nostra Italia sono e siamo la maggioranza, ma la stragrande maggioranza. La storia della lotta alle mafie e alle corruzioni ci ha insegnato poi che unitamente alla repressione dei reati, alla magistratura e alle forze di polizia serve e urge una concreta e forte azione di prevenzione, che è proprio quella che associazioni come Avviso Pubblico e Libera stanno appunto portando avanti. Pertanto la promozione e la diffusione della cittadinanza attiva e responsabile sono i pilastri portanti. Mi avvio a chiudere.
Ebbene, il progetto regionale di cui oggi va proprio in questa direzione: formazione di informazione per uguale prevenzione, conoscere per prevenire. Prevenire è sicuramente più importante che curare, ma non solo la repressione e la prevenzione. Oggi noi vogliamo parlare di educazione e voi, studenti e studentesse, ne siete oggi la viva testimonianza. Grazie. Una scuola, ho finito per Paolo, più aperta a valori della legalità e dell'etica, perché, e mi piace finire così, la mafia teme la scuola più della giustizia, più di qualunque apparato repressivo, giudiziario delle forze dell'ordine italiano nel mondo. Mi scuso, ringrazio ancora veramente di cuore in primis la Regione e tutti voi. Buon lavoro a tutti, ce la possiamo fare perché le mafie non sono onnipotenti e quindi impediremo l'avanzata del male unendo le nostre forze. Grazie e buon lavoro. Grazie Edi, la parola a Marco Lombardo per un saluto anche da parte sua e poi iniziamo con la presentazione dei lavori dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Grazie mille, porto i saluti di Libera del nostro presidente Don Luigi Ciotti, di Roberto Tommasi, referente regionale, a tutte le autorità e membri delle forze dell'ordine oggi presenti, agli amici di Viso Pubblico e a tutte le persone che in vari ruoli hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto che oggi vede una sua restituzione pubblica, in particolar modo i familiari delle vittime innocenti delle mafie, per i quali non è sempre facile poter portare la loro testimonianza e la loro esperienza di vita di fronte a tutti noi e in particolar modo agli studenti. Però siamo qui a ringraziarvi studentesse, studenti, docenti e dirigenti scolastici per aver deciso di partecipare insieme a noi, Libera, Regione Veneto, Viso Pubblico, a questo percorso di approfondimento e condivisione. Vi ringraziamo perché così facendo contribuite e contribuirete al miglioramento della nostra vita, intesa sia personale che di comunità. Perché la conoscenza è il primo motore del cambiamento ed è finalizzato al superamento del dolore, delle criticità e delle ingiustizie di questa nostra società. Solo allenandoci a percepire l'altro possiamo superare la piaga, ad esempio, delle discriminazioni di genere e del bullismo. Solo studiando la natura comprendiamo le complessità e le fragilità del nostro ecosistema, per cui non ci può essere spazio per uno sfruttamento per interessi contingenti e di parte delle risorse del nostro pianeta, se non a scapito della vita futura di tutti noi. E siete voi a sollecitarci con i vostri comportamenti e con i vostri movimenti studenteschi a pungolare un'azione politica e sociale in difesa dell'ambiente. Solo aprendo gli occhi, voi ragazze e ragazzi, per noi adulti, potete smuovere le coscienze di tutti circa la presenza delle mafie anche in questo Veneto. Perché la vostra sensibilità rispetto a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato è ancora genuina e non oscurata dal compromesso, da quelle mediazioni distorte che spesso la crescita in un contesto alterato può provocare nel mondo adulto. Voi potete trasmetterci quella forza di cui abbiamo bisogno affinché tutti insieme si affrontino quelle criticità sociali ed economiche che hanno fatto sì che la criminalità organizzata si sia da tempo radicata in alcuni dei contesti in cui viviamo, in cui vivono le nostre vite, i nostri familiari, le nostre persone care, la nostra comunità e la realtà lavorativa dove siamo. Cavalcando pratiche corruttive e di sfruttamento del lavoro, prestando soldi ad usura, provocando il fallimento di molte imprese, in Veneto le mafie hanno operato e continuano a operare, dando un danno alle famiglie e all'indotto a tutti noi. Imparando a riconoscere il fenomeno, a farsi delle domande, ad essere curiosi di ciò che accade attorno a noi, abbiamo la possibilità di essere protagonisti della nostra vita e artefici del nostro futuro, per sapere quando dire sì e quando dire no. Attualmente in Veneto ci sono 4 diversi maxi processi a carico di associazioni criminali mafiose, Casanesi nel litorale veneziano, 'Ndrangheta nelle province di Padova e Verona. Vi chiediamo di essere curiosi, attenti lettori e studiosi di questi procedimenti, perché raccontano di una parte del nostro territorio danneggiato, ma da un lato che è venuto a patti con il fenomeno delle mafie. Voi dovete aiutarci a decidere dove orientare la nostra azione, quali cittadini responsabili e corresponsabili della realtà che ci sta attorno, per fronteggiare il rischio concreto di un'ulteriore espansione delle mafie a causa dell'aggravarsi delle fragilità sociali ed economiche che la pandemia ha portato. Ma per poterlo fare bisogna essere consapevoli, conoscere il passato e il presente. Ecco perché percorsi come quelli che avete intrapreso in questi mesi sono importanti. Buona giornata a tutti e a tutte, buona giornata della memoria dell'impegno.
Grazie molte Marco. Vorrei ricordare che questa giornata della memoria e dell'impegno è collegata alla giornata nazionale della memoria e dell'impegno che si svolge il 21 marzo, che è il primo giorno di primavera e che dal 2017 è diventata anche una giornata nazionale della nostra Repubblica. Bene, grazie a tutte le persone che hanno portato i loro saluti in questa prima parte e adesso iniziamo con la presentazione dei lavori delle scuole. Allora io chiamerei i ragazzi dell'Istituto Cattaneo Mattei di Monselice. Se accendete la telecamera e vi fate vedere e avete 5 minuti di tempo per presentarvi, presentare il vostro lavoro e farcelo vedere. Grazie, a voi la parola. Grazie a lei. Buongiorno a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, in specifico la cooperativa sociale Onlus Al di là dei sogni di Sessa Orunca, il cui bene confiscato è dedicato proprio ad Alberto Varone, il protagonista della nostra storia. Grazie a questo progetto, assieme ai miei compagni di classe, abbiamo preso più consapevolezza sui temi di legalità e l'importanza della continua lotta contro tutte le forme di corruzione. In modo particolare è stato un piacere aver lavorato su un progetto come video editor perché mi ha permesso di realizzare il mio sogno. È anche stato un piacere collaborare con tutti i miei compagni di classe che mi hanno aiutato nella realizzazione di questo progetto. In primis il prof Penello, Leonardo Caglierani che ha lavorato per realizzare le immagini e Cesaretto Tommaso che mi ha assistito nel montaggio e al quale passo la parola. Buongiorno a tutti. Come ha detto il mio compagno, vorrei ringraziare la cooperativa Onlus per l'aiuto che ci ha fornito in questo progetto, dandoci informazioni importanti per la realizzazione di questo video. Vorrei poi ringraziare il prof Penello perché senza di lui non avremmo avuto la possibilità di partecipare a questa importante iniziativa. Sono stato molto felice di fare il lavoro di editor perché questo mi ha permesso di riguardare il filmato più volte, soprattutto in post-produzione, apprendendo meglio e acquisendo più consapevolezza dei temi trattati. Spero comunque che il lavoro da noi svolto possa in qualche modo fare la differenza e possa garantire a tutti quelli che lo guardano maggior conoscenza di quello che è la criminalità organizzata. In conclusione ringrazio tutti voi per prestare attenzione appunto nel nostro lavoro e passo la parola nuovamente al prof Penello. Agnese, lo fai partire tu il video? Sì, facciamo partire tutto noi. Bene. Ah, possiamo verificare le situazioni? Giulia, non c'è l'audio. Siamo nella cooperativa sociale Al di là dei sogni che si trova in un bene confiscato a Maiano di Sessa Orunca e qui ci occupiamo di tante cose. Abbiamo una fattoria didattica,
un ristorante sociale, ci occupiamo di agricoltura sociale e c'è un impianto di trasformazione, ma soprattutto ci occupiamo di persone. Proviamo a dare una seconda possibilità a tutte quelle persone che provengono da percorsi di salute mentale o che hanno alle spalle delle storie di dipendenza. Abbiamo deciso di dedicare il nostro bene confiscato ad Alberto Varone, non solo perché Alberto è di questo territorio, Alberto era di Sesta Aurunca, ma soprattutto per il coraggio che ha avuto nel saper dire di no alla camorra. E quindi è proprio il suo coraggio che ci orienta ogni giorno e ogni giorno proviamo a realizzare questo sogno anche nel suo ricordo. Grazie per questo bellissimo lavoro che avete fatto, ragazzi, insieme al vostro insegnante, insieme ai ragazzi della cooperativa di Sessa Aurunca. Vi ricordo che questo video, insieme a tutti gli altri, saranno caricati sul portale www.grmiveneto.it e potranno essere visti anche nei prossimi giorni ed essere spunto di lavoro per altre classi. Grazie anche a lei, professore, per aver accompagnato i ragazzi, e adesso diamo la parola ai ragazzi dell'Istituto De Amicis di Rovigo e si preparano poi i ragazzi dell'Istituto Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto. Prego i ragazzi dell'Istituto De Amicis. Buongiorno a tutti, innanzitutto siamo due classi dell'Istituto De Amicis di Rovigo che frequentano due indirizzi diversi, l'indirizzo turismo e l'indirizzo di grafica e comunicazione. Nonostante la nostra diversità siamo riusciti a lavorare insieme, ma soprattutto grazie a questo progetto a conoscerci e ad unirci. Grazie alle nostre professoresse siamo riusciti a realizzare questo video che racchiude tutti i nostri sentimenti, tutti i forti sentimenti che abbiamo provato durante il percorso di preparazione, e la parte sensoriale ha contribuito molto ad arrivare al nostro obiettivo finale, che era quello di colpire l'anima delle persone. E quindi abbiamo inserito i movimenti del corpo, la musica, una voce narrante e anche la parte multimediale, e alla fine abbiamo pensato che includere tutti questi elementi sarebbe stato come includere un po' di tutti noi all'interno del risultato finale. E quindi dopo un percorso di preparazione sia personale che di gruppo, dove abbiamo vissuto delle esperienze molto toccanti, siamo riusciti a fare nostro ciò che le stesse vittime di mafia hanno provato. Abbiamo quindi scelto 5 vittime, la cui storia racconta un po' la storia di tutte le altre, e le emozioni sono state così forti, come ho detto prima, che una delle nostre compagne ha sentito il bisogno di scrivere una poesia dedicata a una delle nostre vittime, su cui ci siamo concentrati e che sentirete alla fine del nostro video. E quindi le nostre 5 vittime sono Paolo Borsellino, che con il suo coraggio ha lasciato un segno dentro ognuno di noi, Rosario Livatino, che con la sua etica ha combattuto fino alla fine, Cristina Pavesi, che ha conosciuto la crudeltà del mondo durante la sua quotidianità, Renata Fonte, che è stata una madre strappata alle sue figlie dalla volontà di vendetta della mafia, e infine l'ultima nostra vittima è il bambino Giuseppe Di Matteo, a cui abbiamo dedicato anche questa poesia di cui vi ho parlato prima. Queste 5 vittime le abbiamo scelte perché secondo noi sono eroi di tutti i giorni e perché con la loro normalità hanno toccato la nostra anima nel profondo. Grazie molte, Sai, per averci spiegato così dettagliatamente il vostro lavoro, e complimenti a voi, ai tuoi compagni e ai tuoi insegnanti. Adesso vediamo il video. Centinaia, migliaia, tante, troppe sono le vittime da ricordare in memoria. La città muta, la città sola, la città indifferente. Un freddo attraversa i corpi, quei corpi indifesi, quei corpi che urlano di un abbraccio, lo supplicano come avrebbero fatto se avessero avuto il tempo di supplicare la vita.
ma quel tempo non lo hanno avuto, gli è stato rubato. E noi siamo qui e nessuno ci vede più e supplichiamo con la voce spezzata, come i nostri sogni, di continuare a credere nei vostri e a non permettere a nessuno di rubarvi niente. Continuare a credere nella memoria, quella memoria che si nutre del dolore, ma che ci tiene ancora in vita, nella speranza di ricostruirla. Ed è importante credere nei cambiamenti, ma dare loro la forza per far sì che avvengano, perché se continuiamo a credere nei nostri sogni, non diamo loro la forza che si meritano. Se continuiamo ad immaginare il nostro futuro e a vivere il nostro presente, senza ricordare il nostro passato, non faremo altro che cancellare il passato e riportarlo nel nostro futuro. Gli anni quando è avvenuto il mio sequestro. Ci provarono a farlo passare come un gesto maldestro. Mi dissero di posarmi ad un angolo. Non credevo che sarei diventato presto un angelo. Amavo molto la vita e soprattutto i cavalli. La credevo infinita, o che perlomeno non me la strappassero certi sciacalli. Vivo in paradiso e ci sono finito all'improvviso, con la speranza che al mio ricordo rimanga il sorriso. Grazie, è un video molto bello come quello che lo ha preceduto. Vorrei invitare tutti a guardare la cura con cui questi ragazzi hanno scelto le musiche, le immagini, gli effetti. Ecco, grazie davvero e credo che sia anche molto bello e emozionante che alcune persone che avete ricordato questa mattina, i loro familiari, vedono direttamente quello che voi ragazzi avete realizzato. Chiederei adesso ai ragazzi dell'Istituto Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto di presentarci il loro lavoro e a seguire i ragazzi del Liceo Classico e Linguistico Montale di San Donà di Piave. Prego i ragazzi del Rosselli. Buongiorno. Allora, appena siamo stati informati di questa opportunità, ci siamo messi alla ricerca di storie che si avvicinassero il più possibile alla nostra realtà, ovvero la storia di un ragazzo che fin da giovane ha combattuto per la giustizia. E per questo, dopo svariate ricerche e dopo esserci informati su molte storie, abbiamo scelto quella di Peppino Impastato. Di lui ci ha colpito la tenacia e il coraggio e la sua forza di combattere la mafia, nonostante il padre ne facesse parte e nonostante Badalamenti, colui che l'ha fatto assassinare, vivesse vicino a lui. Era quindi circondato dalla malavita e il pericolo era costantemente dietro l'angolo. Ma lui ha avuto la forza di non cedere alla tentazione e ha continuato a parlare alla sua radio con ironia, rischiando la sua vita ogni giorno. Questo però alla mafia non andava bene e quindi fu inscenato un attacco terroristico per farlo uccidere e per far passare lui dalla parte del cattivo. La madre Felicia però non credeva che suo figlio avesse potuto fare una cosa simile e lottò per 24 anni per far sapere a tutti la verità, per far sapere che suo figlio non era un criminale e che la causa di tutto ciò era la mafia. Lottò contro tutti quelli che credevano all'attacco terroristico, a chi insabbiò le indagini e a chi non le continuò. Lei e gli amici di Peppino non si diedero per vinti e non stettero zitti, perché, come diceva Peppino, la mafia uccide, il silenzio pure, e in questa storia il silenzio non ha vinto. Per raccontare la sua storia siamo partiti dalla macchina da scrivere, un oggetto molto importante per lui, perché era proprio con quella che esprimeva i suoi pensieri, e poi l'album fotografico, in cui abbiamo raccolto visivamente tutti i momenti importanti, diciamo, della sua vita, collegati da un filo rosso, il colore della vita, ma anche il colore del sangue, quello che è stato versato a causa della mafia. Il colore della potenza, tutta quella che aveva Peppino, tutta la sua forza, che fu trasmessa alla madre e a tutti coloro che sono stati dalla sua parte, tutti coloro che non sono stati in silenzio, tutti coloro che ancora oggi vanno contro la mafia.
Grazie, vediamo il video. Grazie davvero. Peppino Impastato nasce il 5 gennaio 1948 a Cinisi. Nonostante il padre mafioso, la madre Felicia cresce lui e il fratello Giovanni con idee ben diverse e, grazie a questo, Peppino comincia la sua lotta contro la malavita. Il 9 maggio 1978 si viene a sapere del suicidio di Peppino Impastato. Quello che però tutti sanno e che hanno paura di ammettere è che il responsabile di quella morte è la mafia. Il corpo di Peppino è stato trovato dilaniato tra i binari. È accusato di essersi fatto esplodere per errore, mentre trasportava esplosivo per compiere un attentato. Gli amici di Radio Out, quelli che combattevano la mafia al suo fianco, riescono a scoprire che in realtà Peppino non si è suicidato, ma è stato picchiato a morte e solo poi fatto esplodere. Io, mio figlio, lo difendo e lo difenderò sempre finché avrò gli occhi aperti. Felicia è disposta a rischiare tutto pur di far conoscere a tutti la verità, pur sapendo il pericolo a cui va incontro. Negli anni successivi sono state organizzate manifestazioni per non far morire il pensiero di Peppino con lui. Felicia ha continuato per 24 anni le indagini. Ha raccolto tutte le notizie e ne ha fatto un museo a Casa Impastato per far conoscere la vera storia di Peppino. Il 15 gennaio 2002 si tenne il processo contro Badalamenti, che lo incriminò come responsabile dell'assassinio di Peppino Impastato. Io, zitta, non ci sto. E i miei figli, li difendo e li difenderò sempre, fino a quando avrai gli occhi aperti. La mafia uccide e il silenzio pure. Grazie, complimenti ragazzi, un video bellissimo come tutti quelli che abbiamo visto finora. Grazie molte. Chiederei adesso ai ragazzi del Liceo Classico Linguistico Montale di San Donà di Piave di presentarci il loro lavoro e si preparano poi i ragazzi dell'Istituto Piovene di Vicenza. Buongiorno a tutti, siamo la terza C classico e la terza B linguistico del Liceo Eugenio Montale di San Donà di Piave. Grazie alla professoressa Digito, insegnante di religione, siamo venuti a conoscenza di questo progetto che ci ha permesso di conoscere meglio il fenomeno delle mafie. Grazie ad Avviso Pubblico e a Libera abbiamo incontrato Pierpaolo Romani e Francesco Rizzante che ci hanno condotti nei complessi meandri del fenomeno mafioso in tutta Italia e più nello specifico nel nostro territorio. E Simona Dalla Chiesa che con la sua testimonianza ha lasciato un segno profondo in noi. Tra le innumerevoli vittime di mafia abbiamo scelto di approfondire la figura di Padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio, uno dei quartieri controllati dalle cosche palermitane. Durante la sua permanenza in parrocchia ha contrastato il fenomeno mafioso con tutti i mezzi a sua disposizione. Ha fatto capire alle persone oneste, e in primis ai giovani, che in realtà gli uomini d'onore non sono invincibili e che facendo squadra è possibile eliminare la coltre di omertà che nasconde i veri interessi di Cosa Nostra. Il profondere anima e corpo nella lotta al fenomeno mafioso, il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, gli è costato la vita.
ma di fronte ai suoi assassini se n'è andato con un sorriso carico di significato. Questo percorso ci ha fatto riappropriare anche del significato delle parole e ha permesso che ne nascessero delle nuove. Grazie al sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, abbiamo fatto nostro un più profondo significato della parola memoria. La memoria ha una dimensione collettiva e concerne ciò che la comunità ha deciso di evidenziare come momento importante della propria storia. La memoria quindi parte dalla mente, in quanto implica una scelta, passa per il cuore che motiva il nostro agire e arriva alle mani. La memoria quindi implica sempre una responsabilità. Non facciamo memoria per commuoverci di quanto qualcuno ha sofferto, bensì per smuoverci dalle nostre pigrizie e dai nostri immobilismi. Il modo migliore per onorare la memoria di qualcuno, quindi, è quello di prendersi un impegno e fare la nostra parte. Il nostro elaborato punta a riflettere sul grande valore che hanno avuto le parole nella vita di Padre Pino e delle persone che grazie a lui hanno cambiato vita e hanno avuto il coraggio di alzare la testa e che, anche per noi oggi, sentendo la sua storia, ci spingono a non girarci dall'altra parte, usando le parole per dire da che parte stiamo. Ora passo la parola a Francesco Tuis della Terza Bilinguistico, che ha composto la musica di sottofondo del nostro elaborato scrivendo nuove parole. Buongiorno, sono Francesco Tuis della Terza Bilinguistico e per comporre la musica e le parole che sentirete nel nostro video ho immaginato di essere al tempo di Padre Pino Puglisi a Brancaccio e desiderare che la città diventi un luogo dove si può stare al sicuro. Il testo è in inglese, quindi abbiamo fornito una traduzione. Il testo dice: voglio solo essere più felice e non chiedo molto altro. Giuro che sento ancora la pioggia e voglio solo nutrire la mia mente. Questo terreno sembra ancora più pesante e sto vivendo per me stesso. Voglio solo essere più felice almeno per una volta e penso che qui scompaiano tutti. E questa città già nuvolosa diventa sempre più blu e sempre più grigia e non sarò una semplice preda e questo grigio che vedo nei tuoi occhi ti fa diventare freddo come il ghiaccio, ma stanotte questa città potrebbe tornare mia. Questa era la traduzione del nostro testo, del nostro elaborato e direi che possiamo cominciare la presentazione. (16 settembre 1993). Papà, chi è quello in TV? È Don Pino Puglisi. È stato ucciso. E chi è stato? Immagina. 2 persone diverse. Beh, non troppo diverse. Simili solo all'apparenza. Unite da una corda. Da un lato una figura ben vestita. Tira senza alcuna fatica la fune. Con un sorriso beffardo stampato sul volto. Quel sorriso suscita orgoglio, rispetto, forse anche un po' di timore. Dall'altro 2 mani salde, consumate dal lavoro onesto, che resistono faticosamente all'avversario ma non cedono. Entrambe tirano dalla propria parte, lottando per ideali con lo stesso nome, ma obiettivi diversi. E come capisco dov'è il bene e dov'è il male? Il bene e il male stanno in ognuno di noi, ma alla fine la scelta è nostra. Sono nostri gli ideali, gli obiettivi. Don Pino ha lottato per la giustizia, ha lottato per la libertà. E tu, per cosa pensi sia giusto lottare? Just wanna be happy, hands for nothing more. I swear I still feel the rain. I just wanna feel my breath. Oh, this cold night, so heavy and hiding by myself. I just wanna be happy, at least for one time more. I think that I'm the ones who disappear. This cloudy city became
Matches come fast, but tonight I'm blind. This thing comes back mine. Grazie molte ragazzi per questo video che avete fatto. Non so se avete visto in chat, è arrivato nel frattempo un messaggio di ringraziamento di Sabrina Matrangola, dice grazie da Renata Fonte. Renata Fonte era sua mamma. Ecco, quindi grazie a te Sabrina, so che tra poco devi ritornare a scuola anche tu perché sei un insegnante, grazie da parte di tutti noi per essere venuta nelle nostre scuole e essere stata con noi questa mattina. Adesso chiederei ai ragazzi dell'Istituto Lornia Pindemonte di Verona di presentarci il loro lavoro e a seguire i ragazzi dell'Istituto Valle di Padova. Prego ragazzi dell'Ornia Pindemonte. Siamo la classe terza B dell'Istituto Lornia Pindemonte di Verona. Siamo orgogliosi di aver partecipato al progetto regionale contro le mafie, grazie al quale abbiamo approfondito le forme brutali con cui operano le mafie, in particolar modo le ecomafie. Abbiamo avuto l'onore di incontrare il testimone di giustizia Rocco Mangiardi. Noi ci riteniamo molto fortunati ad aver fatto questa esperienza, perché abbiamo sviluppato la consapevolezza di ciò che è nella realtà il fenomeno mafioso, perché noi saremo la generazione del domani che dovrà fronteggiare anche questo ostacolo. Anche perché la mafia da sud si sta spostando verso il nord, dove siamo più vulnerabili al rischio, perché conosciamo poco il fenomeno. Adesso Rocco ha dei nipoti, gestisce la sua impresa e si adopera per sensibilizzare i giovani, con l'aiuto delle associazioni e delle istituzioni. La brutta vicenda vissuta non lo ha abbruttito, anzi è rimasto un uomo buono, sensibile ed onesto, tanto da dedicarsi anche alla poesia, traducendo il suo vissuto in frasi poetiche. Lui ci ha regalato un suo componimento dove si immagina un filo d'erba calpestato che si rialza senza paura, più forte e ricco di dignità. Avete visto il filo d'erba quando viene calpestato? Si rialza d'un fiato e senza nemmeno un grido, è ancora lì ad additare il cielo. Così si sente l'uomo che scrive il verso, come il filo d'erba. Non ha paura di quello che accadrà, ma di quello che in vita per gli altri e per se stesso non è riuscito a fare. Di sera cresciamo insieme, il filo d'erba ed io. Lui in altezza, io nella mia dignità. E non ci importa nulla che la falce arrivi. E quando sarà, venga tranquilla, ci troverà ben vivi. Grazie, io ne approfitto, mi chiedo scusa, ho saltato l'Istituto Piovene che succederà dopo questo video. Grazie. Noi ragazzi della terza B dell'Istituto Tecnico Lornia Pindemonte abbiamo aderito al progetto delle mafie. Nascere in un luogo mafioso, andarsene per poi tornare per avviare un'attività è un'azione grandiosa, ma noi ancora di più, tornare e ribellarsi alla dittatura mafiosa. La vita la voglio vivere ma non da turista. Fu proprio con questo suo ideale che Rocco Mangiardi riuscì a vincere un'importante lotta nel 2006, non cedette alle folli richieste della mafia. Il buon imprenditore non solo pensa all'utile, ma cerca anche di dare nuovi posti di lavoro. Capisce che accettando la minaccia i suoi soldi, i suoi guadagni, oltre a finire in mani sporche di sangue, quelle della morte, toglieranno anche lavoro indipendente. Perché è questo che fa la mafia, toglie posti di lavoro, togliendo così anche la dignità. Anche se non sempre rinunciare può sembrare la strada più semplice, oggi ho capito che è sempre quella corretta. Il signor Rocco Mangiardi afferma che avrebbe il coraggio di denunciarvi altre 1000 volte. L'incontro con Rocco è stato più coinvolgente e sentito, perché un giorno potrebbe accadere anche a noi e dobbiamo ricordarci di chi come lui ha lottato e cercare di fare le stesse scelte senza paura.
Ho ammirato molto le sue parole. Lo Stato non c'è dove i cittadini non ci sono, per insegnarci che dobbiamo essere noi cittadini a batterci per la nostra libertà e la nostra vita. Ma non possiamo cambiare il paese senza cambiare noi stessi. Perché, come dice anche una statistica pakistana, la vita degli esseri umani è come una grande nave. Se la teniamo ormeggiata al porto non serve a nulla, deve andare in mezzo al mare. Allo stesso modo, non dobbiamo avere paura di combattere la criminalità. Non esiste coraggio senza paura, perché fare le scelte che ci spaventano, ma che sono comunque giuste, è vero coraggio. Così si sente l'uomo che scrive il verso, come il filo d'erba. Non ha paura di quello che accadrà, ma di quello che in vita per gli altri e per se stesso non è riuscito a fare. Di sera cresciamo insieme, il filo d'erba e io, lui in altezza, io nella mia dignità. E non ci importa nulla che la falce arrivi, e quando sarà venga tranquilla, ci troverà ben vivi. Molte grazie ragazzi, chiedo scusa agli ragazzi del Valle, si attendono un attimo perché ho saltato erroneamente in maniera precedentemente l'Istituto Piovene di Vicenza, che adesso chiedo di intervenire e di presentare il loro lavoro. Grazie, scusate ancora. Emanuela, donna stupenda, troppo giovane, troppo generosa. Aveva un sogno, strappato via violentemente. La sua vita, appena iniziata, in un istante si è dissolta, mischiandosi ad una oscura nube di fumo. La sua lotta si è interrotta. Dobbiamo continuare noi, per lei. Buongiorno a tutti. Con questa poesia della studentessa Dalmaso Adele che le classi quarta B AFM e quarta B turistico presentano il video realizzato sulla figura di Emanuela Loi, vittima di mafia. Il lavoro è la tappa conclusiva di un percorso iniziato lo scorso anno scolastico con la visione della rappresentazione teatrale Io Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino, nell'ambito di un progetto di educazione alla legalità promosso dal Comune di Vicenza. Per conoscere e contestualizzare il fenomeno mafioso sono seguiti in classe approfondimenti, durante i quali è maturata l'idea di realizzare questo video. Hanno partecipato all'ideazione le classi quarta B AFM indirizzo marketing e quarta B turistico indirizzo turistico dell'ITE Guido Piovene di Vicenza. In particolare alcuni testi sono stati scritti da Dalmaso Adele e Sella Lisa, il montaggio di Zavatta Anna e il ritratto finale di Emanuela e di Petkovic Filip. Si ringraziano infine le professoresse Longo Immacolata, Genesi Matilde e Rocchini Barbara. Grazie. Molte grazie a voi. Come vedete, questi ragazzi scrivono musiche, montano i video, sono bravissimi oltre ad avere delle grandi idee. Vediamo il video. Io, Emanuela Loi. Io, una semplice giovane donna che voleva semplicemente una cosa, vivere. La mia vita è stata veloce come un battito d'ali e la mia morte ancora di più. Una frazione di secondo che ha cambiato la storia. La mia storia. Emanuela Loi nacque a Cagliari il 9 ottobre 1967. Dopo il conseguimento del diploma magistrale, tenta insieme a sua sorella Claudia il concorso in polizia nel 1988. Solo Emanuela viene presa, così nel 1989 entrò nella Polizia di Stato e 2 anni più tardi fu trasferita a Palermo. Nel giugno del 1992 fu affidata al magistrato Paolo Borsellino
Emanuela era appena entrata nella scorta di Borsellino. Dopo Capaci, il reparto scorte aveva bisogno di nuovi elementi. Arrivò lei, così giovane che il giudice stesso chiese al caposcorta di sostituirla. Sapeva, Borsellino, che toccava a lui. Sapeva anche che la scorta non fosse affatto un deterrente per la mafia. Il 19 luglio del 1992, in via D'Amelio, una Fiat 126 rubata contenente 90 kg di esplosivo telecomandato a distanza esplose ed Emanuela morì. Nella strage, provocata da Salvatore Riina e i complici, persero la vita, oltre al giudice Paolo Borsellino, i colleghi Walter Eddy Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Solo l'agente Antonino Vullo uscì vivo dall'esplosione, la quale ferì ben 24 persone. Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le fu conferita la medaglia d'oro al valore civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio fino al sacrificio della propria vita. La vita così effimera di Emanuela Loi poteva essere diversa. La storia della ragazza che sognava di diventare una maestra d'asilo è raccontata dalla sorella Claudia, anche lei una giovane donna che non si aspettava di incontrare così tante difficoltà nell'avere informazioni sulla sorella da parte dello Stato. Una donna che avrebbe sperato di trovarla sul letto d'ospedale ferita e non dentro una fredda bara di legno. Voglio continuare il lavoro che lei dovette interrompere, lo vedo come un segno di rinascita. La nipote che porta il suo nome, quando parla ai ragazzi, ci tiene sempre a dire loro: combattete sempre, se credete veramente che una cosa sia giusta. Sono consapevole che c'è ancora tanta oscurità, ma non smetto di sperare che tutta la verità venga a galla. Grazie molte ragazzi, complimenti per il lavoro che avete fatto. Chiederei adesso ai ragazzi dell'Istituto Valle di prepararsi. Vi do una veloce lettura di un messaggio che mi ha scritto poco fa Silvia Stener, che è proprio la nipote di Eddie Walter Cosina, che insieme ad Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina morì il 19 luglio del 1992 e anche a Vincenzo Limuli nella strage di Via D'Amelio. Così scrive Silvia, mi ha scritto: buongiorno Pierpaolo, non ho parole, grazie, 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 con le lacrime agli occhi, un'emozione grandissima. Tra poco devo staccarmi perché ho una riunione di lavoro. Un abbraccio grande grande a tutti i ragazzi, in particolare a quelli dell'Istituto Scarpa Mattei, che mi hanno accolto con tanto affetto anche se a distanza. Silvia Stener. Grazie a te Silvia, buon lavoro, e adesso i ragazzi dell'Istituto Valle di Padova e poi appunto i ragazzi dell'Istituto Eneao di Scarpa di Montebelluna. Buongiorno, noi ragazzi della quarta BTGC in collaborazione con la terza CT presentiamo un progetto che come protagonista vede Paolo Giorgetti che è una vittima di mafia. Noi abbiamo scelto Paolo Giorgetti come soggetto principale perché era un nostro coetaneo e quindi è molto difficile da credere che poteva essere uno di noi accanto a noi, e quindi vedendolo un soggetto particolarmente vicino a noi abbiamo deciso di portare la sua storia. Paolo Giorgetti a 16 anni era uno studente del terzo anno di liceo e è stato preso di mira, diciamo, soltanto perché era il figlio di Carlo Giorgetti, un noto mobiliare della zona, che si stava recando, Paolo Giorgetti si stava recando a scuola quando venne assalito da dei mafiosi. Insomma, questo progetto ci tengo particolarmente a ringraziare il professor Toso e il professor Naccarato che hanno reso possibile tutto questo. Grazie.
Grazie a te, ai tuoi Io colleghi. scusate, volevo ringraziare perché viene fatto poco insomma, i ragazzi che sono i veri protagonisti di tutto questo e che con tutte le loro peculiarità cercano sempre di mettersi in gioco anche rispetto a argomenti di cui a volte diffidano. Grazie professore, lei e il suo collega Naccarato e i ragazzi. Vediamo il video. Sono Paolo Giorgetti e ora vi racconterò una storia. Era il 9 novembre del 1978 e come ogni mattina uscii di casa recandomi a scuola. Ma quella mattina non fu come le altre. In quel breve tratto incontrai due uomini sospetti che scesero da un'auto avanzando verso di me. Intuii subito le loro intenzioni e decisi di provare a scappare, ma sfortunatamente nella fretta inciampai e mi raggiunsero e di forza mi caricarono in macchina, colpendomi a morte. Dai binari a pochi metri dal luogo dell'aggressione vidi la scena del treno e non essendoci a quel tempo telefoni cellulari, lanciai l'allarme una volta arrivato in stazione a Milano. La stessa sera fu effettuata una chiamata ai vigili del fuoco per denunciare un incendio. Purtroppo fu trovata un'automobile in fiamme e una volta domata l'incendio fu rinvenuto il mio cadavere. Quando aprimo il bagagliaio ci ritrovammo in una scena raccapricciante. Un bambino di soli 16 anni, carbonizzato. Finalmente i responsabili vennero identificati e processati per il delitto del tentativo di occultamento di cadavere di nostro figlio e vennero condannati 6 membri del clan dell''Ndrangheta. I responsabili sono stati individuati e condannati, ma la pena che gli hanno dato non sarà mai sufficiente per ripagare il dolore di una madre che perde un figlio o di ricucire le ferite che hanno lasciato in tutte le persone che conosceva. La storia di questo ragazzo testimonia quanto l'uomo possa essere privo di scrupoli e crudele, nonostante sia considerato l'animale più intelligente della terra. L''Ndrangheta esiste ancora ed è più violenta e aggressiva di prima. Ha lasciato una scia di sangue, di lacrime e di tragedie, togliendo la vita a molte persone e distruggendo l'esistenza di famiglie e comunità intere. Per questo non dobbiamo dimenticare le vittime innocenti delle mafie. Dobbiamo mantenere un ricordo vivo di queste persone con scelte di vita oneste, rispettando le leggi e impegnandoci perché giovani come Paolo possano studiare e crescere liberi e felici. Molte grazie ragazzi e complimenti per il lavoro che avete fatto, ancora a voi complimenti ai vostri insegnanti. Adesso daremo la parola ai ragazzi dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna e si preparano i ragazzi del liceo statale Galileo Galilei di Dolo. Prego i ragazzi dell'Einaudi Scarpa. Buongiorno a tutti, sono Eleonora e rappresento le classi terza e quarta dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna. Noi per questo progetto abbiamo deciso di parlare di Demetrio Quattrone e Nicola Soverino. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare all'intervista di Rosa Quattrone, la figlia di Demetrio Quattrone. Abbiamo scelto loro siccome sono due vittime di cui non si è parlato molto e la loro atroce vicenda è tuttora irrisolta e per far sì che venga fatta giustizia dobbiamo divulgare
il più possibile questo atroce avvenimento. Il modo migliore di rappresentarli per noi è stato la composizione di una poesia per esprimere al meglio le nostre emozioni, i nostri sentimenti, narrando questa tragedia. Grazie per averci dato l'opportunità di partecipare a questo progetto e ora vi lascio guardare il video che abbiamo prodotto con la collaborazione dei nostri colleghi dell'indirizzo grafico. Grazie a te, ai tuoi colleghi e ai tuoi insegnanti. Ora guardiamo il video. Grazie davvero. Grazie a voi. Mai dimenticare. Demetrio Quattrone, buon padre di famiglia, gentile con le persone, sempre di buon umore, ingegnere, ispettore del lavoro e uomo di grande valore. Sentiva la responsabilità di proteggere le persone. Combatté una guerra, ci mise impegno e serietà, non si fece mai impaurire. Si schierò dalla parte della legge, accettando le dure conseguenze. Combatté una guerra che gli costò la vita, ingiustamente fu strappato all'affetto dei suoi cari, ma la morte non bastò a fermare il suo operato. I suoi segni rimangono in noi indelebili. Per il lavoro e l'impegno sei stato vittima di un feroce agguato. È lui che uomo giusto era, di giustizia e di onestà viveva. Se ne andò nell'orribile maniera perché alla mafia non piaceva. Affari poco chiari aveva denunciato e per questo gli hanno sparato. Onore al tuo coraggio che le tue genti per troppo tempo hanno ignorato. Ha dato la vita per un ideale, sfidando la criminalità senza timore, mettendo al primo posto il lavoro solidale. E tu, Demetrio, vigilante del settore dell'edilizia, volevi ripulire l'Italia dalla furbizia. Volevi proteggere di chi lavora la vita. Onore a te che in cima ai tuoi pensieri sempre mettesti la nostra sicurezza. Onesto, competente, determinato, trovò la morte insieme al suo amico in un vergognoso agguato. Era lì, steso per terra, a ripensare alla sua vita. Quella fine se la poteva aspettare, per sé, ma non per il suo amico senza colpa. Due amici che come i pappagallini erano inseparabili e ignari dell'imminente destino. Demetrio Quattrone e Nicola Soverino, come Oriolo e Niso, quando l'amicizia va oltre ogni paura, per casualità o per scelta, lo stesso destino avete condiviso. Eravate i numeri 143 e 144, numeri strani. Eravate il vero obiettivo e il danno collaterale di una guerra che arrivò a contare 700 strani numeri. Siete un fuoco ardente che brucia ogni mancione. Dormite ormai caduti nella seconda guerra d'Andrangheta. 28 settembre 1991. Una serata come tante altre per Demetrio e Nicola. Una stradina stretta e buia tra gli aranceti di via Mulino. La chiacchierata innocente nell'auto tra amici e all'improvviso il suono di una pistola rimbomba, portando con sé una tristezza profonda. Bam, 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 più non respira. Bam, 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 più non respirano. L'unica differenza l'ha fatta una pistola. Nessuno dimentica la causalità dell'evento, che ti strappò la vita e un compagno allo stesso tempo. Uccisi assieme perché amici nella vita, morti per mano di una mafia accanita, che ancora non è stata pulita. Ma la speranza di giustizia legherà per sempre la vostra amicizia. E noi per loro dobbiamo ricordare le gesta di colui che ha cercato la propria terra di difendere, isolato, pagando con la vita ed il dolore, esempio di coraggio e di speranza per un mondo ed un futuro migliore. Tant'è che ancora oggi riecheggia il tuo splendore. Forse il mondo è così e siamo ancora per strada. Abbraccia l'arcobaleno e cammina in avanti. La luce dell'alba attraverserà le tenebre. Avete vissuto con grazia e per tutti noi fu una disgrazia che due grandi uomini siano morti per infamia. Siete specchi luminosi della luce. Concentrate la speranza delle persone. State creando una nuova storia, erede di un'eccellente tradizione. Nessuna storia è uguale a un'altra, ma le storie delle vite stroncate dalla mafia hanno tutte la stessa triste fine. Cambia il tipo di arma usata, ma poco altro. E ciò è accaduto anche a Demetrio.
Onore a te che per la patria decidesti di vendere cara la pelle. Martire, qui oggi la tua storia abbiamo narrato, tu che ingiustamente hai pagato. Da noi giovani sarai sempre ricordato. Grazie ragazzi, complimenti ancora. Adesso diamo la parola ai ragazzi del liceo Galileo Galileo di Dolo e si preparano i ragazzi dell'istituto Einaudi di Bassano del Grappa. Buongiorno a tutti, io sono Giada Capozzo. Insieme rappresentiamo le classi quinta H e quinta I del liceo Galileo Galilei di Dolo dell'indirizzo Scienze Umane. Siamo molto felici di aver avuto l'opportunità di partecipare a questo progetto riguardante le vittime innocenti di mafia. Abbiamo scelto di raccontare la storia e la vicenda di Cristina Pavesi, ovvero una studentessa universitaria che non aveva niente a che fare con la mafia. La sua morte dunque l'ha resa una vera e propria vittima innocente della mala del Brenta. Ciò che più ci ha colpito della vicenda sono state la vicinanza, sia a livello territoriale che in quanto studenti. Ritroviamo dunque necessario sottolineare l'importanza della sensibilizzazione a queste tematiche, perché solo così potremo sentirci più vicini e potremo sentirci liberi di parlare e fronteggiare l'omertà generata dalle mafie. Vogliamo perciò ringraziare Avviso Pubblico e Libera per il loro impegno in questa lotta delicata che va affrontata ogni giorno. Vi ringraziamo inoltre per l'attenzione e vi lasciamo alla visione del nostro elaborato. Grazie molte ragazzi, adesso guardiamo il vostro video, ne approfitto per dirvi che il prefetto di Venezia saluta tutti e ringrazia dei lavori fatti. Cristina Pavesi nasce il 4 settembre del 1968 e cresce a Conegliano Veneto. È una ragazza timida e con la testa sulle spalle, ma sempre attiva ed entusiasta della vita. L'arte e il teatro sono le sue grandi passioni. Ha dei grandissimi occhi azzurri, sguardo dolce e profondo e un sorriso luminoso. Cristina è generosa, buona e molto legata alla sua famiglia, soprattutto a sua zia Michela, con cui trascorre molto tempo e si confida sempre. Terminati gli studi classici, si iscrive all'Università di Padova e non vede l'ora di laurearsi. Il suo sogno è poter studiare al DAMS di Bologna. Avvenne alle 18:30 del 13 dicembre 1990 nella campagna di Vigonza a Padova. I rapinatori della Mala del Brenta avevano ricevuto informazioni precise. Ogni settimana un treno speciale con vagone blindato doveva trasportare a Milano 7-8 miliardi di lire in contanti. L'idea era di salire sul treno a Mestre, fermarlo in aperta campagna, far saltare la carrozza blindata e arraffare il bottino. Tutto procedeva per il verso giusto. Quando però Gilberto Solgato, uno dei rapinatori, vide il treno regionale Bologna-Venezia fermarsi sul binario accanto al treno merci, Maniero ordinò di far esplodere la carica ugualmente. Il postale non era blindato come credevano e lo scoppio del C4 è stato talmente forte da aver squarciato la carrozza del treno adiacente. Cristina, di ritorno da un incontro con il relatore della sua tesi, morì sul colpo tra le lamiere e altre 13 persone rimasero ferite. Si trovavano al momento sbagliato nel posto sbagliato. Una morte senza un perché. I magistrati patavini capiscono subito che ad aver organizzato la rapina è stata la Mala del Brenta. Le indagini sulla rapina porteranno nel marzo del 1992 all'arresto di Giampaolo Manca, ma in seguito si scoprirà che non c'entrava nulla con l'assalto al treno. Solo con il pentimento di Maniero emergeranno i dettagli della rapina, assieme ai nomi di tutti coloro che presero parte all'assalto. 3 mesi è stata la condanna inflitta ai responsabili, ai quali è stata contestata solo la rapina e non l'omicidio di Cristina. Agli assalitori, secondo i giudici, sarebbe mancata l'intenzionalità di uccidere. Una rapina che tormenta i ricordi dei suoi partecipanti e toglie ancora il sonno ai parenti di Cristina, definita una vittima senza giustizia, in quanto lo Stato non volle inquadrare la vicenda sotto l'etichetta di mafia, perché non proveniva dal sud, ma era un fenomeno della riviera del Brenta.
È terminato il video? Allora, grazie molte ragazzi anche per aver ricordato il giudice Francesco Saverio Pavone, che purtroppo un anno fa a causa Covid ci ha lasciato, ma è stata una persona importantissima per quanto riguarda la lotta alle mafie nella nostra regione. Grazie anche a Michela Pavesi per essere stata nelle scuole ed essere qui con noi questa mattina, che è la zia di Michela. Adesso la parola ai ragazzi dell'Istituto Einaudi di Bassano del Grappa e si preparano i ragazzi dell'Istituto Marie Curie di Bussolengo. Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Brocca e con Carola Cavalli rappresento le classi quinta G e quinta M dell'ITET Luigi Einaudi di Bassano del Grappa. Innanzitutto volevamo ringraziarvi per averci dato la possibilità di partecipare a questo progetto. Per questa giornata entrambe le classi si sono impegnate per la produzione di un elaborato che rappresentasse la mafia e la storia di Graziella De Palo, vittima innocente. Abbiamo deciso quindi di realizzare un video con l'obiettivo di sensibilizzare su questo argomento. Lascio la parola alla quinta M. Buongiorno, sono Carola Cavalli di quinta M e con questo... Ok, Schermo, Carola, per favore, appena. Ok, a posto, così si vede bene. Ok, con questo progetto speriamo di essere riusciti a restituire in maniera originale quanto appreso durante gli incontri con i parenti di vittime di mafie e gli approfondimenti personali sui documenti e sui testi condivisi dai docenti. Come vedrete successivamente abbiamo deciso di evidenziare i punti per noi essenziali riguardanti questo tema, che cos'è la mafia, qual è la sua storia e come è strutturata. Per il caso di Graziella De Palo è stata raccontata la sua vicenda tramite un'ipotetica intervista in cui rispondendo alle domande si evincerà l'accaduto. Abbiamo anche riportato gli interventi per noi più significativi di Pasquale Borsellino, per poi concludere con una citazione di Giovanni Falcone su cui invitiamo a riflettere. Buona visione. Grazie molto anche per aver ricordato Pasquale Borsellino, che è anch'egli un familiare di vittime di mafia che vive in Veneto. Mafia oggi è un termine polisemico che non significa soltanto lealtà, giustizia, coraggio, potere e intrigo, ma anche criminalità organizzata. Oppressione. Violenza. Ingiustizia. Corruzione. Intimidazione. Omertà. La mafia nacque tra il 1860 e il 1876 come braccio armato della nobiltà feudale per sedare le rivolte contadine. Nel tempo la piccola organizzazione criminale agricola del sud Italia si fece strada nella politica nazionale e nei vari settori della società, fino ad espatriare, diventando una piaga internazionale. La mafia si presenta come uno Stato parallelo allo Stato, offre servizi di protezione e amministra con violenza e intimidazione il suo territorio. I capi mafia comunicano tramite i pizzini, non con i mezzi di comunicazione, poiché suscettibili di intercettazioni. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per parlare con Graziella De Palo. Proveremo a far luce su alcuni punti ancora oggi oscuri della sua vita. Dunque, le va di presentarsi e raccontare cosa accade nel 1980? Buongiorno, sono Graziella De Palo, ero una giornalista e il 2 settembre 1980, assieme al mio collega Italo Toni, fui rapita a Beirut. Può dirci qualcosa di più riguardo alla sua scomparsa e le indagini su quest'ultima? Volentieri, nel 1980 ci fu commissionata un'inchiesta sulle connessioni del traffico di armi tra Italia e Medio Oriente. Il 22 agosto io e Italo Toni partimmo per i campi profughi palestinesi, comunicando all'ambasciata di Beirut che se entro 3 giorni non avessimo fatto ritorno avrebbero dovuto cercarci. Purtroppo le ricerche iniziarono solo a fine settembre. Vorrebbe dire qualcosa a tutti i giornalisti di mafia che sono in ascolto? I giornalisti hanno il compito di condividere gli avvenimenti, anche i più brutti, per portare al progresso e al cambiamento. Non abbiate comportamenti omertosi o priverete le persone della speranza di migliorarsi. Sì, assolutamente, anche in versione laica. La sensibilità e il sostegno delle altre persone aiuta parecchio in queste circostanze. Sì, ma deve essere riconosciuto che la morte è stata causata dalla mafia. Nel caso di mio fratello non è stato così.
Sì, ci sono persone che supportano questa associazione. Posso definirla la mia seconda grande famiglia. La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine. Grazie ragazzi, complimenti per questo bellissimo video. Adesso la parola agli studenti dell'Istituto Marie Curie di Bussolengo e si preparano i ragazzi dell'Istituto Pietro d'Abano di Abano Terme. Buongiorno, siamo la classe terza BTR dell'Istituto Tecnico Superiore Marie Curie di Bussolengo in provincia di Verona e vi presentiamo questo progetto che abbiamo sviluppato con i ragazzi della quinta BTR. Per la nostra classe è stata la prima esperienza che ci ha portato ad esaminare il fenomeno della criminalità organizzata in Italia e in Europa. E proprio partendo da questi legami abbiamo voluto realizzare un video che analizzasse le ingerenze mafiose italiane ed europee attraverso la vita spezzata del magistrato Pierre Michel, assassinato a Marsiglia il 21 ottobre del 1981 a seguito delle indagini condotte sul traffico di eroina tra Cosa Nostra e la Francia. Abbiamo voluto esaminare cosa sia cambiato in questi 40 anni a livello istituzionale, esaminando le normative antimafia adottate in Europa e a livello civico attraverso le reazioni dell'opinione pubblica. Da questo lavoro abbiamo pertanto capito che nessuno è escluso da questa lotta e che ognuno nel proprio piccolo deve far sentire la propria voce, in quanto stare in silenzio significherebbe essere colpevoli. Siamo convinti che la partecipazione di oggi a questa iniziativa non possa che amplificare il nostro senso civico e renderci più motivati e coesi in questa lotta alle mafie. Quindi a nome di tutti i miei compagni vi auguro una buona visione. Grazie a te e ai tuoi colleghi e agli insegnanti e guarderemo con interesse il vostro video. Grazie ancora. Si dice che il minimo battito d'ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Piccole azioni possono contribuire a generare grandi cambiamenti. Ciò che facciamo oggi influenzerà sul nostro futuro. Pierre Michel, magistrato marsigliese vittima della criminalità organizzata, è stato ucciso il 21 ottobre 1981 mentre rincasava dal lavoro. In quel periodo stava indagando sulla French Connection, il traffico di eroina tra USA, Italia e Marsiglia, che lo portò nell'estate del 1980 a scendere in Italia per provare il legame tra la mafia siciliana e i trafficanti marsigliesi. Sin da subito Falcone si interessò alla morte di Pierre, partecipando a tutte le commemorazioni col giudice Michel Debac, con la consapevolezza che prima o poi sarebbe toccato anche a loro. Dopo 40 anni, molti dei protagonisti non ci sono più. Tra questi Giovanni Falcone, forse l'unico intenzionato ad aprire un'inchiesta sull'omicidio di Pierre Michel. In questi ultimi 40 anni si sono fatti dei passi avanti per la lotta contro le mafie. In particolar modo Falcone contribuì alla sottoscrizione dei protocolli di Palermo, avvenuta negli anni 2000. Questi 3 protocolli sono inseriti all'interno della Convenzione di Palermo, che contribuisce alla lotta contro la criminalità organizzata. Verso gli anni 2000 sono stati istituiti l'Europol e l'Eurojust, 2 istituti che servono per la collaborazione fra gli Stati membri dell'Unione Europea. Nel 2008 abbiamo l'integrazione dell'articolo 416 bis del Codice Penale, che prevede l'applicazione delle disposizioni anche alla criminalità organizzata. Dopo le stragi del 1992 di Palermo, gli abitanti hanno deciso di non restare indifferenti attraverso manifestazioni e proteste. Un esempio di proteste è stato messo in atto dalla sorella di Falcone, invitando ad appendere delle lenzuola bianche ai balconi di tutta Italia. Un'altra modalità di protesta è stata quella utilizzata dalle donne del digiuno. 11 donne scese in piazza rinunciando al cibo per denunciare la loro famiglia. Un altro esempio è Lea Garofalo, che decise di collaborare con la giustizia, ma nel 2009 venne torturata e strangolata dall'ex compagno Carlo Cosco, che avrebbe voluto uccidere anche la figlia. Fu lei a rendere possibili le indagini e il processo contro suo padre e i suoi complici. A sostenerla si sono mobilitati in molti, in particolare nel 2012 alcuni giovani studenti del liceo dedicato proprio a Lea Garofalo
hanno voluto appoggiare fisicamente Denise presentandosi con striscioni e bandiere davanti al Palazzo di Giustizia. Chi è qui ha già scelto da che parte stare. Il pubblico ministero Giuseppe Lombardo commentò così la grande manifestazione tenutasi a Reggio Calabria il 10 luglio 2020. In quel giorno la cittadinanza fece sentire al PM solidarietà e vicinanza per aver esposto la requisitoria nel processo 'ndrangheta stragista e per molte altre su inchieste antimafia. Passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire... Grazie. E mi chiedono una cortesia dalla regia, quindi lo chiedo ai ragazzi dell'Istituto Pietro d'Abano, se possiamo anticipare i ragazzi dell'Istituto Marco Polo, perché poi hanno problemi a tenere il collegamento. Quindi se non vi dispiace chiederei ai ragazzi del Marco Polo di presentare il loro lavoro e poi subito dopo vediamo quello dei ragazzi dell'Istituto Pietro d'Abano. Saluto perché si è collegata adesso Rosa Quattrone, la figlia di Demetrio Quattrone. Prego quindi i ragazzi del Marco Polo per favore di collegarsi perché dobbiamo un po' accelerare i tempi. Ok, buongiorno a tutti. Noi studenti della classe secondaria e terza dell'Istituto Tecnico Statale Marco Polo di Verona abbiamo realizzato un video per questo progetto riguardante la tragica storia di Giuseppe Di Matteo. Non ci siamo limitati al montaggio, ma abbiamo intrapreso la via della recitazione e della musica. È stato girato all'interno della struttura scolastica e hanno preso parte anche le professoresse, sia per il ruolo di attrice che di regista. Speriamo vi piaccia. Bene, grazie, sintetici, bravi. Adesso guardiamo subito il video. Grazie. No, mi dispiace perché... Perché non è più tornato a casa dopo la scuola? No, Grazie. Per Giuseppe quello era un giorno come tanti altri, ma da lì a poco sarebbe successo qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e quella delle persone che gli stavano intorno. Siamo delle parti speciali, lavoriamo con tuo padre, parla spesso del telelavoro. Sei proprio uguale a come ti descrivo. Oh, davvero? Sì. Dai, vieni in centrale con noi, ti portiamo lì, guardi un attimo e poi parli con lui. Non posso proprio, adesso ho allenamento, come faccio? Non posso saltarlo. Non ti preoccupare, non ci metteremo molto. Vabbè, allora se è così avvengo. Tu eri amico di mio padre, ecco perché non parli. Ma tu ce l'hai un figlio, lasceresti che venga trattato così? Ti trattiamo bene, ma che il tempo stringe. Quando potrò rivedere mio padre? Presto. Ma lui non ha ancora fatto nulla, questo significa che non gliene frega nulla di me, altrimenti avrebbe smesso di fare il pentito. Se mi tratterete qua è perché volete che rimanga qua. Quindi io a casa non ci tornerò mai. Da quel momento Giuseppe non poté più vedere né i suoi familiari né i suoi amici per 2 anni. Il povero ragazzo, a soli 15 anni, fu ucciso e il suo corpo gettato nell'acido. Caso Giuseppe Di Matteo. Signor giudice, signor giudice, No. cosa ne pensa dell'accaduto? Cosa può dirci riguardo la sentenza? Sta facendo giustizia? Mi dispiace, ma non sono tenuto a rilasciare queste informazioni. Scusa, i colpevoli pagheranno per la morte di Giuseppe? Basta. Signor giudice. Secondo me possiamo combattere anche noi ragazzi la mafia attraverso la legalità.
perché in fondo mafia significa illegalità e per farlo bisogna essere leali, giusti, coraggiosi, ma soprattutto onesti. Grazie molte ragazzi. Allora abbiamo le ultime 4 scuole. Invito subito i ragazzi dell'Istituto Pietro d'Abano di Abano Terme e poi i ragazzi dello Scarpa Mattei di San Donà. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Filippo Stivanello e oggi rappresento le classi 4ª DC e 5ª BC dell'Istituto Pietro d'Abano. Dunque, il nostro istituto da molti anni è impiegato in progetti di educazione alla legalità. Collaborare a questo percorso è stato davvero importante e significativo per noi e ringraziamo tutte le istituzioni che l'hanno permesso, perché è anche un modo, in questo momento così difficile per noi giovani, di sentirci vicini alle alunne e agli alunni delle altre scuole della regione. Le nostre classi hanno voluto raccontare storie non molto conosciute. Gelsomina Verde e Antonio Landieri sono diventati i protagonisti delle nostre ricerche. Molti di noi, infatti, non li conoscevano. Abbiamo cercato informazioni utilizzando quotidiani, pubblicazioni e il libro Morire di mafia. Ci siamo divisi i compiti, valutando la forma migliore per raccontare le loro storie. Restituiamo il nostro lavoro con un video, in cui nella prima parte sono state inserite alcune informazioni che i nostri protagonisti avevano in comune. L'anno, 2004, un posto, Scampia, la giovane età, 20 anni. Nella seconda parte raccontiamo la storia di Gelsomina Verde e Antonio Landieri con una poesia a loro dedicata. Li vogliamo immaginare in un luogo di luminosa serenità in cui possono continuare ad essere testimoni di legalità. Grazie. Grazie a te, ai tuoi compagni e ai docenti. Guardiamo il video. Grazie. Due sconosciuti. La stessa città, Napoli. Lo stesso quartiere, Scampia. Vite diverse ma simili. Antonio Landieri e Gelsomina Verde. Vittime innocenti della guerra che da oltre un secolo viene combattuta da nord a sud Italia, la mafia. Due ragazzi coetanei nati a Scampia, vite differenti con quotidiane difficoltà. Antonio, sin dalla giovane età, convive con evidenti problemi motori ed è costretto ad una sedia a rotelle. Gelsomina lavora in una fabbrica di pelletterie e investe il suo tempo libero in volontariato, anche aiutando i carcerati. Vite diverse, ma unite da un nome, Gennaro Notturno, ex fidanzato di Gelsomina ed esecutore materiale dell'omicidio di Antonio. 2004, anno della faida di Scampia. Le loro giovani vite vengono spezzate dalla violenza omicida. Gelsomina Verde e Antonio Landieri, due nomi dimenticati, ma che hanno attirato la nostra attenzione. Due nomi dimenticati, forse per la semplicità delle loro vite, due giovani vite spezzate, di cui vogliamo raccontare la storia. Giunge Gelsomina Verde in paradiso e Antonio la accoglie con un sorriso. Lui le si avvicina e la guarda in viso. Chi sei? Dove mi trovo? Non capisco dove sono. Che posto è questo così luminoso? Cerco di guardarmi attorno. Era buio, avevo chiuso gli occhi a mezzogiorno. Cara, anche a me è toccata la stessa sorte. In un attimo ho visto annebbiato e a terra mi sono accasciato, scivolando incontro alla morte. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo. Gelsomina, in paradiso ti trovi. Io sono Antonio Landieri, come te, di Scampia originario. La mafia mi ha portato via la vita, con un'amara dipartita, a soli 25 anni, in un triste giorno di novembre. Ho sentito parlare di te, Antonio. Per Gennaro hanno incastrato anche me e pensavano che i colpevoli fossimo io e te. Io avevo 22 anni, travolta dagli inganni di un uomo spregevole che ha scelto una vita deplorevole da cui mi sono allontanata per evitare di percorrere una strada sbagliata. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo.
Ma il destino mi ha trovata, quando gli avversari di Gennaro Notturno mi hanno rapita e massacrata con un'esca ben congegnata. Speravo sarei tornata. Fui macchiato di un'accusa infamante e non ho avuto pace nemmeno nel mio ultimo istante. Spero che il nostro ricordo non rimanga vano, a te che stai seduto sul divano. Porto il nome di un fiore profumato, che non può essere sciupato. Nel verde del prato, nel chiaro cielo, siamo testimoni di libertà per i bisognosi di umanità. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo. Testimoni di libertà, bisognosi di umanità. Grazie ragazzi, bellissima la poesia, oltre che il video. Grazie ancora. La parola adesso è per la presentazione del video ai ragazzi dell'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, si preparano i ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato di Piene e per chiudere i ragazzi della Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. Quindi i ragazzi dello Scarpa Mattei di San Donà. Buongiorno a tutti, noi per quest'ultima giornata abbiamo scelto come lavoro il monologo dell'amico di Peppino Impastato alla radio, tratto dal film 100 Passi, perché mette in luce la figura di Peppino e per noi rappresenta il baluardo della legalità con la sua radio libera e purtroppo fu ammazzato dalla mafia che però non ha eliminato il suo ricordo, il suo pensiero, la sua azione di fermare l'illegalità e la sua lotta alle mafie e all'ingiustizia. I nostri ragazzi hanno fatto questo lavoro che ora lo presentiamo. Grazie. Grazie a lei professoressa e ai suoi ragazzi, guardiamo il video. Stamattina Peppina avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. Non sorprendetevi, perché le cose che sono successe sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Vogliono abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa fa? Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro il sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, poi si fascia il corpo con i tritori e saltinare sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano, oppure come l'editore Feltrinelli che sa alternare sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi, questo leggerete domani sui giornali, questo lo vedete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un altro caso molto importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro. Ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui chi se ne frega del piccolo siciliano in provincia? Ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato? Adesso fate una cosa. Spegnete questa radio, voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire tutte queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buon senso, quello che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte. Che noi siciliani la mafia la vogliamo, ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu Peppino sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo, sei stato un nudo commiscato con niente.
Grazie. Grazie per aver ricordato questo brano. L'amico di Peppino si chiama Salvo Vitale, ha scritto dei bellissimi libri sulla storia di Peppino Impastato. Grazie ai ragazzi, a voi e ai vostri insegnanti. Adesso chiederei ai ragazzi dell'Istituto Aulo Ceccato di Tiene di presentarci il loro lavoro e chiudiamo con i ragazzi della Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. Buongiorno a tutti, siamo la terza RIM dell'Aulo Ceccato. In questa giornata vogliamo ricordare Giuseppe Di Matteo, un ragazzo rapito su ordine di Giovanni Brusca per impedire al padre di collaborare con la giustizia. Per Giuseppe l'adolescenza doveva essere un periodo di divertimento e spensieratezza, invece lui l'ha passata per ben 779 giorni aspettando qualcuno che lo venisse a salvare. Abbiamo scelto Giuseppe per ben due motivi. In primo luogo perché si avvicinava alla nostra età e più ci medesimavamo in lui, più provavamo una sensazione di delusione e malinconia. E in secondo luogo perché questa vicenda racconta perfettamente che le mafie, per raggiungere il loro scopo, possono concludere anche aggiungendo i bambini. Un altro fatto che ci ha turbato è stata la freddezza con cui i rapitori hanno compiuto l'omicidio del ragazzo, come si può dedurre dalla testimonianza di Enzo Brusca durante il suo processo, in particolare dall'affermazione finale. Finito tutto, l'abbiamo messo dentro un bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Le sue parole sono agghiaccianti. L'eliminazione del cadavere ne cancella definitivamente l'esistenza. Proprio per questo il video è incentrato sulle modalità con cui è stato commesso l'omicidio, rivelate dalla voce di Enzo Brusca, autore dell'uccisione del ragazzo insieme ad altri due uomini, Giuseppe Monticciolo e Vincenzo Chiodo. Con questo video volevamo trasmettere il messaggio che i mafiosi non si pongono alcun limite, neppure quello dell'età, e pur di tutelare i propri interessi sono disposti a commettere qualsiasi tipo di brutalità. Siamo convinte che non bisogna mai smettere di combattere la mafia per far sì che non accada mai più nulla di simile, perché quello che è successo a Giuseppe Di Matteo potrebbe succedere a qualcun altro. A questo proposito tutti dobbiamo fare nostra l'esortazione di Peppino Impastato. Noi ci dobbiamo ribellare alla mafia prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente. Grazie di questa introduzione, ora guardiamo il vostro video. 23 novembre 1993, Giuseppe Di Matteo, 12 anni, viene rapito da un gruppo di criminali su ordine di Giovanni Brusca. L'obiettivo era quello di convincere il padre del bambino, Santino, ex mafioso, divenuto collaboratore di giustizia, a tacere sugli affari e le azioni della criminalità organizzata. Il padre non si piegò al ricatto, sebbene fosse angosciato dalle sorti del figlio, e decise di proseguire la collaborazione con la giustizia. Brusca decise così l'uccisione del ragazzo. Giuseppe venne strangolato e in seguito sciolto nell'acido l'11 gennaio del 1996 all'età di 15 anni, dopo 779 giorni di prigionia. Sto tenendo duro per riabbracciare la mia mamma. Perché non mi sono ancora venuti a prendere? Sento dei rumori e spero che ci sia qualcuno che mi riporti a casa. Entriamo tutte e tre prima entra il Chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il Chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il Chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto e alla fine ho visto due lacrime, cioè sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel punto, però non lo so quanti minuti, quanti anni sono durati. Comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro
bidone. Abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto. Ho paura, ma ce la devo fare, perché là fuori c'è qualcuno che mi vuole bene e che mi sta aspettando. Grazie ragazzi. Avete sentito l'interrogatorio originale di uno dei killer di Giuseppe Di Matteo. Prima di dare la parola e ringraziandoli i ragazzi dell'Istituto Navale Morosini, volevo riportarvi un brevissimo messaggio di Michela Pavesi, la zia la zia di Cristina, che dice: questa giornata è importantissima, i ragazzi sono stati molto bravi, sempre più bravi, grazie infinite. E noi ringraziamo lei per tutto quello che ha fatto e sta facendo. Bene, chiudiamo questa bellissima prima parte della giornata con i vostri video, con il lavoro dei ragazzi dell'Istituto Navale Morosini di Venezia, che ringraziamo tantissimo. A seguire avremo la premiazione la lettura dei nomi dei premiati del premio Legalità e Sicurezza e chiuderemo probabilmente con qualche minuto di ritardo, ma vi preghiamo di avere un po' di pazienza perché non è sempre facile anche gestire tecnicamente queste cose a distanza, con la presentazione dell'importantissima ricerca introdotta da Francesca Zottis del professor Parbonetti dell'Università di Padova. Quindi prego la parola a voi ragazzi della Scuola Navale Morosini. Buongiorno a tutti, noi siamo gli allievi primo corso di Azzerbato e Camilla Bianco della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e saremo noi oggi a presentarvi, in rappresentanza dei nostri compagni di corso, il lavoro scaturito dal percorso fatto insieme in questi ultimi mesi. Questo è per noi infatti l'ultimo incontro di una serie di interventi riguardanti l'attività instancabile di prevenzione e lotta contro le mafie, che grazie alla collaborazione tra Avviso Pubblico e Libera ci ha permesso di aprire lo sguardo verso una realtà troppe volte ignorata e che invece merita tutta la nostra attenzione. La brillante lezione del professor Enzo Ciponti, le parole accorate di Matilde Montinaro e l'entusiasmo partecipe col quale la nostra professoressa ha coordinato questa serie di attività, nella convinzione che ognuno di noi debba fare la sua parte attiva per il bene della società, ha portato la nostra consapevolezza di allievi e la nostra sensibilità di cittadini ad un livello nettamente superiore. Ci siamo infatti resi conto di come il nostro ruolo attivo all'interno della società possa essere determinante in tutta quella serie di vicende che richiedono la consapevolezza e la partecipazione del singolo per combattere i fenomeni che minacciano quotidianamente il diritto alla giustizia, alla libertà e alla dignità dell'uomo. Noi tutti, i 56 membri del corso Centaurus, uniti abbiamo dato vita al progetto che a breve sarà proiettato, partendo dall'incontro che più ci ha colpito e toccato nel profondo. Nella memoria di Antonio Montinaro è intervenuta la sorella, la signora Matilde, che ha ravvivato nel ricordo dapprima gli episodi controversi e toccanti della quarta Savona 15 e del suo ruolo di caposcorta del giudice Falcone, per poi introdurci nel percorso di vita che ha condotto Antonio ad essere vittima dell'efferato attentato del 23 maggio 1992, a causa del quale egli stesso perse la vita, sempre nel segno dei suoi incrollabili ideali. È proprio a questo spirito audace e indomito che abbiamo voluto rendere omaggio con il nostro progetto, frutto di un intenso lavoro di coordinazione e cooperazione. Nel suo ricordo, negli avi del primo corso, abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile a quella che è stata la condotta incensurabile di Montinaro, prendendo coscienza del nostro ruolo di cittadini in primis e conseguentemente rendendoci conto del nostro status militare, in quanto allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Sempre più consci della responsabilità che le stellette impongono sulle nostre spalle, abbiamo voluto dare forma ad un elaborato che, partendo dai terribili fatti del 92, dai luoghi, dalle parole, dalle voci, reinterpretasse in maniera originale gli incrollabili ideali di Antonio. Volevamo dare vita ad un messaggio tanto efficace nei suoi criteri comunicativi quanto profondo nei suoi metodi narrativi. Ecco quindi che la voce di Antonio Montinaro è diventata la nostra stessa voce, degli uomini e delle donne che nella sua memoria difenderanno l'altissimo senso di giustizia, di attaccamento al dovere, di fedeltà allo Stato, di cui Antonio ha ispirato tutta la sua vita. Non un eroe, ma un uomo,
nella normalità del suo ruolo, ha scelto senza riserve la straordinarietà di sapere sempre da che parte stare. Tra paura e vigliaccheria ha scelto con coraggio di compiere fino all'ultimo l'unica cosa che ci rende veramente liberi, il nostro dovere. Grazie per il vostro intervento e vediamo il vostro video. Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno 3 uomini della scorta. Gli agenti che sono rimasti uccisi sono 3, sono tutti e 3 pugliesi, vi possiamo dire i nomi. Uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato. Mi chiamo Antonio Montinaro. Sono nato a Calimera. Quando ero ragazzo lavoravo per la famiglia. Oggi lavoro per lo Stato. Una famiglia più grande, ma l'impegno è rimasto quello. Ho 2 figli e una moglie. A Gaetano piace la brindata che guido. Rivederti sulle ginocchia, figlio, ma ti vedo ancora a giocare col volante della quarta Savona 15. Ridi, dici che c'hai i sedili, quelli comodi. Sabato mattina mi hanno telefonato. Era il collega di Rindelli, voglio dargli il cambio. Lo straordinario paga bene, mi dicono. Ma c'ho paura. È uno che tiene famiglia, sì che c'ha paura. Non come gli scapoli. Loro hanno paura per sé, per mamma e papà che ci avrebbero da stare da soli poi. In fin dei conti, la paura è qualcosa che tutti quanti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. E c'ho paura, ma non sono un vigliacco. Io no, non sono un vigliacco. A Tina gli ho detto che deve stare tranquilla, che torno presto se non mi chiamano stasera. Uno coraggioso deve saper nascondere bene tutta la preoccupazione che io non ci dormo di notte. A Gaetano, a Giovanni, a Tina che penso. E agli occhi loro e alle risate loro. Ecco, a loro soltanto penso. E a quel grande uomo, Falcone, che Dio lo sa, darei la vita mia per la sua. I colleghi della scorta dicono che sembra innamorato di lui. Sorrido. Stiamo davanti alla questura e fa caldo. Saliamo dalle macchine della scorta. Su ruote è pericoloso e la strada è stretta e rallentata. E queste portiere, ve lo devo dire, mi sembrano una bara certi giorni. Ma al sovrintendente Cupane ci hanno detto che l'elicottero costa troppo. Le macchine corrono, un buio assordante riempie. Al suo funerale diranno che se questi sono i metodi di mafiosi la scorta è inutile. Ma c'è una cosa che tutti i coraggiosi sanno, che chi muore così non muore inutilmente, che la pelle è solo un vestito, è il proprio compito che resta, è la certezza di aver fatto il proprio dovere che rende immortali. Grazie ragazzi della scuola militare navale, grazie a tutti gli altri ragazzi di tutte le 16 scuole che hanno scritto testi, scritto musiche, scritto poesie proprio per unire la memoria all'impegno. Ecco, tutti i vostri lavori sono stati visti da quasi 500 persone tra Facebook e le presenze, sicuramente rimbalzandole con i social e con i siti altri li potranno vedere e quindi siamo noi che ringraziamo voi per averci raccontato e portato degli esempi concreti di impegno collegati alla memoria. Ora chiederei a Giulia Miniego per favore di iniziare a proiettare i nomi dei rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale che hanno ricevuto un premio molto importante, il premio Legalità e Sicurezza. E noi li vogliamo ringraziare vivamente per il loro impegno, per la loro attenzione, come dicevo all'inizio di questa mattinata, alla nostra sicurezza e al nostro territorio. Ecco, speriamo che il vostro lavoro sia sempre di più supportato anche dai cittadini e dai giovani come abbiamo cercato di fare questa mattina. Allora io do lettura delle persone ringraziandole perché alcuni di loro sono presenti.
Allora abbiamo Giuliano Basso, che è sostituto commissario della Polizia di Stato della Questura di Padova della squadra mobile. Buongiorno e complimenti. Poi abbiamo Mario Ferrato, ispettore superiore della Polizia di Stato, Questura di Padova, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Complimenti. Poi abbiamo Fabio De Col, che è vice ispettore, Polizia di Stato, Questura di Treviso della squadra mobile. Poi abbiamo Roberto De Fina, commissario della Polizia di Stato presso la Questura di Venezia, presso la Divisione Polizia Anticrimine. Complimenti. Andrea Cappellari, anch'egli commissario, Polizia di Stato, Questura di Verona, squadra mobile. Complimenti. Poi abbiamo Pierangelo Mancarella, appuntato della Guardia di Finanza della Compagnia di Padova, sezione antiterrorismo e pronto impiego. E poi abbiamo Raffaele Iovino, luogotenente, Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia, Gruppo Investigazione e Criminalità Organizzata, che per ragioni di privacy e di sicurezza non proiettiamo la fotografia. Valentino Secondo Raiteri, luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri, comandante della stazione Carabinieri di Rovigo. Complimenti, comandante. Davide Bottazzo, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri, aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Portogruaro in provincia di Venezia. Complimenti. E poi abbiamo Andrea Marchesin, comandante della Polizia Locale di Oderzo. Complimenti, comandante. Ecco, grazie per il vostro impegno e per il vostro lavoro. Anche le vostre foto, la vostra biografia e il merito per cui avete ottenuto il premio li pubblicheremo nel portale www.grmiveneto.it affinché tutti possano conoscere le storie importanti che hanno caratterizzato il vostro impegno. Bene, siamo all'ultima parte di questa giornata. Io darei la parola a Francesca Zottis, che ringrazio per essere qui con noi stamattina, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che introdurrà il professor Parbonetti, che ci spiegherà, ci illustrerà sinteticamente questa ricerca sui beni e le aziende confiscate, ricerca che troverete nei prossimi giorni online e che avremo modo di diffondere e di farvi conoscere nella sua intierezza. Prego, Francesca. Grazie mille, grazie a tutti voi, ringrazio gli organizzatori e i partecipanti, in particolar modo la forza che ci hanno trasmesso i ragazzi e i loro insegnanti con le varie testimonianze. Vi ringrazio perché memoria in questo modo significa far capire che è consapevolezza. Questa consapevolezza che ci deve portare ad agire in modo quotidiano. L'impegno quotidiano non è l'impegno solo della giornata, è un impegno odierno, è un impegno che in qualche modo le istituzioni devono dimostrare e su questo si basa la loro credibilità e la credibilità delle istituzioni è fondamentale nella sconfitta alle mafie. Ed è per questo che porto anche i saluti dei presidenti Scascatto della Commissione Cultura e Istruzione e del presidente Andrea Zanoni della Commissione Legalità, che sono impegnati all'interno delle loro commissioni proprio nei temi delle legalità e delle mafie. Ed è per questo che tra le diverse attività che il Consiglio e la Giunta hanno avviato, c'è stata anche la convenzione, c'è anche la convenzione con l'Università di Padova, con il professor Parbonetti, che mira proprio a fare degli studi puntuali e anche delle azioni puntuali in merito alla prevenzione e alla sconfitta delle mafie. Quest'anno la ricerca si è concentrata sui beni confiscati. Bene confiscato che significa togliere potere, togliere quel potere occulto alle mafie, significa restituire quei beni alla comunità, significa rendere visibile quel bene e che quel bene è del bene comune, non è più del male. Significa togliere quel velo di omertà che troppo spesso colpisce purtroppo troppe persone e quel velo di omertà su cui si fanno forza le mafie e quel velo di umiltà che tradisce le vittime delle mafie, le fa morire ulteriormente, le tradisce in modo immorale, di fronte al quale noi dobbiamo opporci. Beni confiscati che significa anche togliere al mare quel bene che torna alla bellezza del patrimonio comune, diventa bello. E allora chiudo nel ringraziare il professor Parbonetti che ci farà capire l'entità dei beni confiscati e l'importanza che su questo processo vengano coinvolti tutti i soggetti che rappresentano la società civile e gli enti locali, perché ci sia trasparenza e perché ci sia uso del bene stesso. E anche l'importanza della quantità dei beni confiscati che ci sono anche all'interno della nostra regione. E chiudo ricordando Paolo Borsellino,
perché la lotta alla mafia deve essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Tutti i giorni noi dobbiamo pensare a queste vittime perché non siano trasparenti e quindi rendere visibili questi beni, perché questi beni non ritornino solo al bello, ma ritornino nostri, e far capire che quella è una ricchezza che non è nelle mani del male, ma è nelle mani di chi vuole una società pulita. Grazie. Grazie Vicepresidente. E la parola al Professor Parbonetti, che ringraziamo, e a lei la parola in una decina di minuti se ci illustra la ricerca. Grazie ancora. Buongiorno a tutti e grazie in realtà per l'invito, perché confesso che mi sono commosso. Credo che gli studenti siano stati bravissimi e mi hanno veramente colpito parecchio con le storie che hanno raccontato. Io provo a raccontarvi in pochissimo tempo, perché capisco che la mattinata è stata molto intensa, essere molto rapido, su una ricerca che noi abbiamo iniziato come università molti anni fa. Nell'ultimo tratto abbiamo avuto un rapporto molto positivo con la Regione Veneto, che ha finanziato un approfondimento con riferimento a due ambiti considerevoli ed importanti, la dimensione economica e anche quella legata ai beni confiscati. E quindi fondamentalmente è stato molto utile per fare un approfondimento legato esclusivamente e direttamente al Veneto. Io provo a condividervi poche slide, giusto perché è importante anche che possiate visualizzare e vedere anche alcuni aspetti, e mi piaceva farvi vedere un aspetto che è particolarmente significativo dal mio punto di vista. Quindi, cerco di essere veramente molto rapido. Guardate, stiamo parlando di un fenomeno che è molto antico, alcuni di voi l'hanno già ricordato. La prima volta che il termine mafia è utilizzato è in un'opera teatrale, e siamo nel 1863. Pochi anni dopo è rinvenuto il primo rito di affiliazione a Cosa Nostra. Sono tutti elementi che richiamano in questa ricerca, quindi E qualche anno dopo, l'anno dopo, il prefetto di Palermo chiede di coordinare le indagini sulla mafia. La risposta che riceve è che esistono i delitti ma non la mafia. Esiste una mafia buona e una mafia cattiva, che la mafia è un'attitudine, è una predisposizione, è un tratto culturale. Solo più di 100 anni dopo viene costituito il pool antimafia di cui facevano parte Falcone e Borsellino. Sono 100 anni persi perché non ci siamo resi conto che quello che c'era davanti era un'organizzazione ampia e complessa, che non c'era la parte buona e la parte cattiva, perché come avete ricordato benissimo oggi, la mafia uccide tutto ciò che si frappone al raggiungimento dei suoi obiettivi. Un famoso pentito di mafia, Buscetta, ci ricorda che la mafia non è la criminalità, non sono solo i reati, ma è la criminalità più l'intelligenza più l'omertà. Ma quando Buscetta parla di omertà durante il maxi processo, fondamentalmente dice che un legame che unisce gli appartenenti, un legame determinato da un disegno comune di dominio e di potere. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. È un disegno di dominio e di potere. E le mafie non sono frutto del sottosviluppo, ma sono figlie dello sviluppo, si legano ai processi di cambiamento. In tutti i paesi del mondo sviluppati sono presenti mafie, non solo quelle italiane, perché poi dobbiamo ricordarci che le mafie non sono solo quelle italiane. Cosa Nostra, nata in Sicilia, la 'Ndrangheta in Calabria, la Camorra in Campania, la Sacra Corona Unita in Puglia, più altri gruppi che si stanno costituendo in questo periodo. Quindi le mafie cavalcano i processi di cambiamento economico in tutto il mondo, ed è il motivo per cui sono in Veneto. È una regione molto ricca e vengono qui perché sono attratti dalla possibilità di incrementare la loro ricchezza.
Proprio perché è importante che noi capiamo che queste organizzazioni criminali sono delle vere e proprie organizzazioni unitarie, io vi riporto qui appunto l'organizzazione di una cellula dell''ndrangheta attiva in Veneto, che ha 32 affiliati, di cui 7 capi, 15 organizzatori e 10 partecipi. E cosa fanno queste persone? Alcuni sono effettivamente coinvolti in attività illecite, droga, estorsioni, usura, ma altri, tra i capi, fanno attività economiche apparentemente pulite, quindi si presentano a noi con una faccia per bene. E questo vale tra i capi, tra gli organizzatori e anche tra i partecipi. In termini generali, queste complesse organizzazioni, che noi chiamiamo genericamente mafie, ripeto, ma che sono diverse, e ci sono anche quelle straniere, fanno attività che sono assolutamente illecite, il traffico di droga, l'usura, l'estorsione, ma entrano nelle attività economiche e negli appalti pubblici. Quindi si confondono con figure che in ambito sociale noi attribuiamo a persone di successo, come può essere un imprenditore, un manager, un professionista. Quanto sono presenti le mafie? Questa è la mappa che abbiamo ricostruito. Appunto, su questa mappa, per ricostruire questi numeri siamo partiti molti anni fa, poi nell'ultimo anno appunto il rapporto con la regione ci ha anche molto aiutato a ricostruirlo in modo completo, avendo la possibilità di far lavorare persone come dire, a tempo pieno. E noi vediamo che la presenza delle aziende legate alle organizzazioni criminali, oltre alla Calabria, che appunto, come ben sappiamo, è un territorio in cui è nata una delle grandi organizzazioni criminali, nel centro-nord Italia, le regioni a più alta presenza di aziende legate alla criminalità organizzata sono il Veneto, vedete, più è rosso il colore, più è intenso il colore, maggiore la presenza, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Questo è un nuovo, se volete, triangolo di sviluppo industriale e di sviluppo delle mafie. Le mafie non sono altrove, non sono lontano da noi, sono qui, sono in Veneto. Perché, e se guardiamo questa mappa con un'altra prospettiva, quello di quanti ricavi fanno, beh, i ricavi, oltre alla Lombardia che ne ha tantissimi, fondamentalmente li fanno in Veneto, in Emilia Romagna e nel Lazio. Quindi le mafie non sono un fenomeno lontano dal Veneto, non sono un fenomeno lontano da noi, dalla nostra vita quotidiana, sono un fenomeno presente e si rapportano, si presentano a noi sia con il volto di chi fa attività fortemente illecite, sia col volto dell'imprenditore, del professionista, del manager di successo. Le aziende che sono state, operano in tutti i settori, vado veloce perché altrimenti il tempo è lungo, poi questo è un materiale che io condivido senza nessun problema. Di cosa si occupano? Di tutto, non fanno solo edilizia, fanno sanità, assistenza sociale, intrattenimento, istruzione, servizi alle imprese e alle persone. Le mafie fanno tutto. E non sono neanche aziende piccole, perché sono aziende più grandi della media delle aziende presenti in questi territori. Quindi l'idea che le mafie si occupino di piccole attività economiche che non impattano con la vita di nessuno è scorretta. Sono fortemente presenti, hanno aziende più grandi della media e non si occupano di sola edilizia. Entrano nella vita di ognuno di noi. E queste aziende che abbiamo studiato, abbiamo analizzato, metà sono poco utili, e sono le supporto e le cartiere, perché si occupano di attività chiaramente illecite. Ma le star sono aziende che all'apparenza sono normali, possono entrare in rapporto con tutti, con noi, che ci rifiutiamo di comprare il prodotto di un'azienda chiaramente mafiosa, ma queste sono aziende che all'apparenza sono del tutto normali, di successo, di grande successo. Noi potremmo essere inconsapevolmente i loro consumatori. E un sindaco, un amministratore, un politico può entrarci in rapporto senza nessun problema. Perché? Perché sfruttano il volto pulito. Due imprenditori connessi all''ndrangheta, apparentemente puliti, dice: noi abbiamo i contatti, abbiamo il volto pulito,
e con il nostro volto, con le nostre relazioni, moltiplichiamo le risorse che appartengono a queste organizzazioni. Questo è un punto molto delicato che ci sollecita tutti ad essere molto attenti, molto attenti. E da ultimo, cosa creano queste organizzazioni criminali? Noi abbiamo fatto un'analisi in cui dimostriamo gli effetti nel momento in cui un'azienda viene eliminata da un territorio, un'azienda legata alla criminalità organizzata grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Allora, il punto fondamentale è che la presenza di queste aziende ha pesanti effetti distorsivi perché si altera la concorrenza, si altera i normali rapporti economici. Alcuni imprenditori sono forzati ad acquistare da alcuni fornitori. Queste aziende hanno accesso a risorse a prezzi particolarmente bassi, il lavoro è sfruttato, possono avere liquidità, il frutto dell'estorsione e dell'usura diventa bene reimpiegato nelle aziende e quindi utilizzato a costi bassi. Alla fine, quando viene eliminata un'azienda da un territorio, le altre aziende iniziano a correre perché migliorano la loro performance, investono di più, assumono più persone e le pagano meglio e si riduce anche il livello di elusione fiscale. L'impatto sulla vita di tutti noi è un impatto enorme. La loro presenza, come avviene sempre, il loro disegno di potere e di ricchezza è in contrasto col nostro desiderio di agiatezza, di libertà e di democrazia. Il loro disegno non ammette il no, come avete visto voi. Avete dimostrato voi stamattina benissimo, sono quelle persone uccise, sono quelle che hanno detto no. Il disegno di potere, di ricchezza, basato sulla violenza della mafia, a quel disegno le persone che avete ricordato si sono opposte, ma la mafia non accetta il no. Quando si eliminano quindi le aziende, tutte le altre stanno meglio. Fanno investimenti, assumono persone e pagano le tasse. Con la mafia ci perdiamo tutti i giorni, ogni istante. La cosa fondamentale per noi è riconoscerle, perché si presentano non necessariamente col volto violento, ma spesso si presentano come imprenditori, professionisti e manager di successo. Io mi fermo qui e metto a disposizione tutto il materiale perché ho capito che il tempo è veramente breve e quindi mi fermo qui. Grazie. Grazie professor Parbonetti, una illustrazione breve ma straordinariamente efficace e stimolante, direi, per tutti quanti noi. Quindi noi divulgheremo la ricerca che lei ha curato su tutti i canali e la faremo conoscere anche alle scuole, perlomeno a tutta la rete degli amministratori locali che aderisce ad Avviso Pubblico, perché credo che sia un documento di straordinaria importanza anche per costruire una politica di prevenzione concreta ed efficace. Bene, siamo giunti alla fine anche di questa sesta edizione. Io desidero ringraziare nuovamente la Regione del Veneto per avere ancora una volta sostenuto il progetto Giornata regionale della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, di ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito sino a questo momento in diretta anche su Facebook oltre che su Zoom, ovviamente tutte le scuole, i ragazzi, le ragazze, i docenti, i dirigenti scolastici che vi hanno partecipato, i rappresentanti delle forze di polizia, le autorità locali, Libera e tante altre associazioni che ci hanno seguito. Vi ricordo che sul portale www.grmiveneto.it trovate anche il link a una sezione che è un sito di Libera che si chiama Vivi, dove sono elencati i nomi di più di 1000 persone di cui si è riusciti a ricostruire la loro storia. Io vi invito a visitare questo portale perché troverete un sacco di materiali, di informazioni, i lavori, i video delle scuole di quest'anno e delle 5 edizioni precedenti. Il progetto continua anche l'anno scolastico prossimo, quindi
a nome di Avviso Pubblico, di tutto lo staff, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci a tutti, ancora grazie per tutto quello che avete fatto e per la vostra partecipazione. A presto. Grazie.